tonight, no need to hide. Shake your body right to the rhythm provides. Take a ride tonight, me by your side. Yo, shake it right, pata pata tonight. Rhythm on me right, I'll be getting tonight. Inside out, side up, side down, loving on me mind. One shake with ya, and the only body give it the light. Pretty mama, get it on, make it feel. Ansia. È la prima volta che partecipi? È la prima volta in questa compagnia. Ah sì? Quindi esperienza ce l'hai? Sì. Del PAC. Un'altra compagnia, questa è la prima volta. Questa è la prima volta. Don Bosco. Va. Speriamo che va tutto bene la prima cosa e che riusciamo a divertire il pubblico che è in sala. Sarebbe l'obiettivo principale. La prima volta che sali sul palco? No, la seconda mi capita già con attori per caso, ma questa è la seconda volta, è la prima volta che recito. E come ti senti adesso? Abbastanza serena, tranquillo. Le mani come? Mani. Tremano no? Freddolita, ci fa freddo, quello è. Volevo innanzitutto ringraziare l'autore della commedia, Antonello Aprea, è un amico, si è dimostrato molto collaborativo e noi siamo stati subito entusiasti della sua opera, appena l'abbiamo letta, la filodrammatica Don Bosco, la commedia Don Bosco è stata veramente molto contenta di rappresentare questa sua opera. Noi speriamo stasera di riuscire, diciamo, a portarla avanti come lui insomma ritiene e quindi ci metteremo tutto il nostro, quindi lo voglio salutare, grazie Antonello per quello che hai fatto per noi, per i vestiti, per l'aiuto, l'appoggio morale che ci hai dato, speriamo che vada tutto bene e riusciamo a portare avanti questa commedia, ok? Ciao! Io non posso esprimermi. Perché? Perché Vanessa, voi potete parlare, non posso parlare, non posso parlare. Voi potete parlare. Lascia stare, è meglio che non parlo, è vero? Non vi conviene, Badessa, non vi conviene. Chi doveva sapere l'ha saputo. Padre del Figlio, dello Spirito Santo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, Ragazzi, questa è l'ultima sera, io dico soprattutto per noi, non tanto per il pubblico, anche per il pubblico, ma soprattutto per noi, cerchiamo di dare il massimo perché penso che alla fine saremo noi più soddisfatti e più contenti. Allora San Giovanni Bosco e San Giovanni Giuseppe proteggici e facci calpestare questo palcoscenico con armonia e serenità. In nome del Padre, Del Figlio, dello Spirito Santo, bocca al lupo. Gigi. Dai! 1, 2, 3. Merda, merda, merda! Vedo una sala abbastanza viva, grazie. Troppo gentile, grazie. Mille volte grazie, mille volte grazie. Allora, signori e signori, buonasera e benvenuti al Teatro Polifunzionale di Ischia per la rassegna teatrale Isolana 2016. La filodrammatica Don Bosco questa sera e domani, questa è l'ultima sera, è lieta di presentarvi una commedia comica brillante, 2 atti di Antonello Aprea, dal titolo 90 popolo, 72 meraviglie e 33 monache, ovvero si chiude una porta e sarà per un convento. Noi tutti ci auguriamo che la semplicità e la comicità dei personaggi miscelate con un po' di improvvisazione e fantasia vi possa far trascorrere una serata all'insegna della serenità e divertimento. Prima di ogni cosa vorrei ringraziare l'autore Antonello Aprea che ci ha dato la possibilità, anche lui, di fare questa commedia prestandoci alcuni costumi.
Ora consentitemi ancora di ringraziare coloro che ci hanno dato l'opportunità di essere qui questa sera, in questa magnifica sala, il sindaco e la giunta del comune di Ischia, l'organizzazione, gli amici del teatro e naturalmente gli indispensabili sponsor, DIM Hotels, Hotel Parco Verde, Hotel Delfini di Castelromano, Eden Frutta, Zona Pilastri, Espresso No Stress, Unione Gas Metano, Energilacqua Ameno, Flora Mediterraneo Fondobossa. I ringraziamenti particolari vanno a tutti coloro che materialmente hanno dato un contributo alla realizzazione della scenografia e hanno dietro le quinte un ringraziamento speciale al nostro Giuseppe Matuozzo che ha curato nei minimi dettagli l'organizzazione dello spettacolo. Le luci sono di Francesco Rando. Volevo solo aggiungere una cosa importante per esigenza di copione. Durante il primo atto ci saranno 2 brevissime pause per cambio scena e quindi si chiuderà il sipario e pertanto preghiamo il rispettabile pubblico in sala di restare comodamente seduti perché ci saranno delle sorprese. Poi tra il primo e il secondo atto sarà previsto l'intervallo come consueto. Poi ci c'è ancora una piccola cosa da ricordare. Ricordiamo che poi di là, all'esterno, cioè all'interno del teatro, ci sono delle urne, così il pubblico voterà se gli è piaciuto o non gli è piaciuto. Al secondo ci sono dei numeri dal 6 a 10. Beh, questo è tutto. È giusto dare inizio allo spettacolo. Grazie e buon divertimento. Avete letto bene? Io mi faccio la croce a Schmerz, Badessa è buona. Badessa, non vi sbagliate, la lettera parla chiaro. Tra giorni una nostra incaricata si recherà verso la vostra struttura per valutare se è il caso di tenerla ancora operativa. Ma la risposta... lo stavo da buono. Ma che Badessa, forza, rivediamo. Sono restituta, forza, un po' di aceto. Facciamo organizzare, diamone, Eccola, eccola! Forza Badessa, respirate, respirate! Non ci fate mettere paura. Ma avete capito? Vogliono chiudere il convento. Il mio convento! Chiamato dottore mio, facite ambrezzo! mamma come non è a me, volete avere? Gigi, va subito a chiamare il dottore. Già lo sapevo, però nel cardine non ce la faccio più. Gigi, non fa tanto! Forza Badessa, andiamo in cielo! Vogliono cacciarmi dal mio convento dopo 50 anni! Ah, Badessa, non facita così, non facita la malauria. Sono sicura che non che viene il dottore vi tranquillizza. E poi non è detta l'ultima parola. Sì, andiamo in cella. Mi ha chiamato dottore mio, facita ambrezzo, se no io muoio. E questa è proprio una fissazione. Badessa, non ci fate mettere paura. Forza, accompagnatela in cella. Giurito non andare a cella frigorifero, mamma. Perché? Hai qualche lasciata per me? Signori, voi non facete passannuale. Oggi non è passato nessuno. Gege, mi raccomando, non parlare con nessuno di questo fatto. Io vado dalla Badessa. Va. Gigi, attacca questi in sacrestia e per la mia campagna elettorale. Maronna, cavaliere, come state bello, A Badessa come si sente stamattina? Si sente meglio? Cavaliere, la solita storia, quello che si può fare. Poi appena vero dottore si arrabbiato, però questa volta il malore sembra vero, perché ha ricevuto una lettera da noi. Cavaliere, e come faci? Sciocchezze! Io sono anni che ci minacciano, ma piuttosto, cosa avete cucinato di buono? Cavaliere, va già riso. Una volta che a dentro si cucinava,
sto quattro capi pezzi, non vanno fare più niente. Accattano solo roba pro, roba scarfata e congelata. Cavaliere, si fosse andato io non mangiassi più cabini. Hai ragione. Ma che da quando è morta? La buonanima di mia moglie. Io a casa non mi fido proprio in Cristo. Ma no, cavaliere. Non facita così. Purimo scocce sta cabina. Ma si volì, mi venga a cucinare io poco delle morzille sistemate. Che è meglio. Mamma mia, mai dire mai, cavaliere. Vabbè, adesso. E a dopo sta, Francesco Cavaliere. Frace da un coppa nolietta. Allora vado da riferire i notizie importanti. Andate e portate questo coso. Mamma mia, sta Monaco lo stanno facendo impazzire. Maledetto il giorno che accettai io posto e rinda stupido. Da quanto capi pezzi mi fanno schifazza a me. Ma quello che porta a banne è la madre badessa, Suor Pancrazia. Cavazzo una scanna viva lo sta. Ogni 2 o 3 si sente male e chiama chi lo poverino lo dottore. Ma chi lo dottore? È tanto un bello guaglione, tanto bravo, tanto gentile. Ma che? Era proprio una fissazione. Però c'è ricerca la verità, quello che fanno peggio sono le consorelle associate a presso. Ma poi no, diciamo la verità. Ma sto Monaco no. Ma che te ne fa? Quando proprio s'accirano e fatica, ricamano. Ma che marmellato quando fai questo? Insomma, mangia spastello. Secondo me, chi va a fare cazzo, rindano conviene. E frigata, era meglio, Glielo buoni? Eppure allora, amen! Persona che esce fuori da ogni portone, ma quando persona perché sta cercando aprirà botte non darà persona s'affacciano tutte lo stesso balcone, ma quando persona che stanno a guardare come una quadriglia chi lascia e chi via gente sa una volta sacci se voglio la ventatura sai non te la passa io traffico con blocco con un'altra la strada e non si va più a spazi per uscire e va per dire blocco con un'amica non te può salvare persona chi viene in campo chi sa che chi scende e ci sta chi sa bene e chi sa nascondere da un po' la campo per volare persona un niente dall'occhio la mano del tocco appena da male sa sentita sa che se ne va a come la quadriglia di lasse di via gente sa la volta sa si sbraglia la ventatura sa non può passare non attire con troppo che la strada e non si va
sono pipizzi Sofia Lorenna. Ma per dire che Sofia Lorenna, i son me, e chiamano bacini per giù. Buongiorno. Buongiorno. Signora, è possibile una pizza? Ma come non è possibile? La volete con la mozzarella o con la ricotta? Origano volete dire? È proprio come hai detto tu, il ricotta. Vabbè. Ecco a voi. Grazie. Grazie assai. Signora, ma è fritta? E certo. E ditemi, che olio usate? Qua ci stanno i squigli e ci sta pure una poca insonnia. Ma quindi non sapete la provenienza? Ma come non lo sa? La casa nostra a cadere. Dottore, a me volessimo fare un'altra rosa. Mangia, perché non mangi una pulita. Dottore, che battente! La badessa ha ricevuto una lettera da Roma e si è sentita male di nuovo. Ya currito, dottore! Ma chi mangia Peppi? Gigi, ma sei andato in farmacia a comprare quello che ti ho detto stamattina? Non mi guardare con quella faccia da stonato. Dovevi andare in farmacia a comprare la soluzione rinfrescante. Ma perché ci brucia la badessa? Gigi, soluzione rinfrescante per lo stomaco. Ah, dottore, ma qui ha priorità un po'. Che appena veniamo, sta freschettosa. E sparagniamola sta soldi. Gigi, tu parli bene perché non sei medico, ma io purtroppo devo fare il mio lavoro. Senti, fai presto, che io oggi pomeriggio c'ho studio e ancora devo pranzare. Mamma mia, dottore, a voi ci vuole qualcuno che vi governi? Gigi, io veramente sono in circa. Ma in giro ci sono troppe ragazze cavallette. Io cerco una ragazza di famiglia. Che sapo cucinare, Bravo. lavare, stare i panni, Benissimo. pulire la casa come una chiesa. Sarebbe un sogno. Quando marito si ritira la sera, se sape sta zitta. Gigi, dove la trovo una così? Dottore, eccomi qua! Gigi, per favore, fai presto, ci vediamo in convento. Maronna, dottore, voi, io buono, non lo sapete proprio considerare, Maronna! Ah! Bella cescio! Ma facite suletti! E panzarotte mi facita! Oggi non ha già fatto, ma che se pezzetti sono a fine rumore. E allora datemi la pizza. Ecco qua. Ah, grazie assai. No, avevo dottore. Dottore. Perché non va più. Io vado in farmacia. Grazie assai. Ma non mi fai pure sta doccia! Gigi, tu mangi la pizza? E che mangiamo? Un salto in bocca? E la badessa saluta tutto il tuo convento. Non un momento. Immagino fermato a parlare con la compagnia mia. Pasquale, non arrivavo così tanto tempo. Vabbè, io mi faccio contentare tutto qua. Vado in farmacia. Ciao! Ma se appena un'ora fa sono venuto a visitarla e non ho trovato nulla di rilevante. Dottore, voi già la conoscete. Oggi non è giornata. Ha ricevuto una lettera da Roma, la quale la scossa assai. Ma che state mangiando? È una pizza fritta, ma non sono convinto perché usano olio di scarsa qualità. Facete assaggiare a me? No, è buona ed è pure finita. Meno male che la volete solo assaggiare. Vabbè, meglio così. Dottore, vedete, io tengo questo problema. Non riesco proprio a frenarmi. Ma poi, diciamoci la verità, noi già facciamo una vita di privazione. Lo stesso problema lo tiene la madre badessa. Anzi, che le fa peggio? In mezzo a lui dice che non mangia niente, poi di nascosto sanno tutte i problemi. Le bucaccine marmellate, il pagliamere, la rinda, la lecca. Tonello, non vi facete pregare, che cosa avete la figlia? E come facciamo? Noi soldi non ne abbiamo, viviamo di carità. E non si chiama la carità, non ce la pigliamo, Ma anche noi viviamo di carità. Se voi facete la carne fatta, non impara. Vabbè, ho capito, me le compro io. È bravo dottore! Sorelle, piate qua. Ecco qua. Ecco qua. E tu grazie assai, Prego, Vieni prego. pure prima.
Grazie dottore, avete fatto un'opera di carità. Vedete, io a questo devo mettere qualcosa nello sto. Se no, vengo. Allora pigliai, che faccia da Ma voi state qua? Allora adesso stanno nei trasferimenti uno dietro l'altro. E stiamo venendo. Adesso abbiamo fatto il dottore e stavamo venendo. Aspettate, tanto quella non muore. Mangiamoci una bella pizzetta, caura. Andiamo in convento che è meglio. Margherita, ma chi è questo giovanotto che ti porti appresso? È un bravo giovane che ho incontrato per strada e... Sì, proprio così, l'ho incontrata per strada casualmente, ma io non la conosco affatto, l'ho vista preoccupata e ho detto... Non approfitta, è una bella monacella, su, povero, guarda, basta pure. Ma che dite? Io non sono il tipo che si fa zuppare dal primo che capita. E nemmeno il secondo. Bellè, tu stai pigliando i voti. Bravo, e che voti te va buona scuola. Così. Comunque io tolgo un disturbo, le vostre consorelle le avete trovate, io vado via. Aspettami che... Aspettate, come vi chiamate? Sta riandando a femmina, sempre femmina. Sono restituta, è meglio che andiamo. È molto meglio, è vero, novizia Margherita. Margherita, sorella, Fratello, è meglio che andiamo. vi giuro che io non la conosco. Guarda, è meglio che stai lì, hai capito? Ah, forza, andiamo in convento, è meglio. Forza. Però vero, secondo me se vi fate preuto fate meno peccato. Senti Scicchio, la verità è che quella non si vuole fare suora, no? Ma siccome che non ha i genitori, è solo un fratello e una sorella, i quali la chiusero in questo convento quando morette la mamma e il padre, adesso le hanno imposto la vita ecclesiastica. Vabbè, Baccia Alice, date una pizza. Bravo, fatto bene, ha così buttato la mano a bascio. Grazie assai. Che crudeltà, tutto con numero sicuro, lui, rimane i giochi. Ma state zitti, mangiate, calde, che sono i pizzini su Pumarola. Che si bruciando, bene, un con gotti e bolletti che poteva vincere, e che ti hai visto da Marta, appunto, visto Pumarola. E me che ti narice, intanto il laggio in giù. Facci tutto quanto. Son missa Pumarola, sua meglio del figliolo. La nota è proprio fatto. No, non basta, visto il pizza e tanto zitta prima tu. Sandokan napolitano. San Gennaro, solo tu mi puoi aiutare. Ma non va di grama lei, sì. Sì, hai visto mamma? Ma serve una cosa le sotto. Oggi visto un pare scarpa la riccia manda la corte bangarelle troppo belle. E poi oggi visto un canzone che mi fa una secca secca. Allora sì, una filera di stress di qua, pailletti di qua, pailletti di là, troppo belle, ne l'hai visto? Ma viene un po', quindi invece dice che il padre, che l'uomo della casa, dice che la mamma. Bello rispetto, tenete papà da mostra. Ma io lo sapevo che andava a tua, tu non porti il mondo, ma mai a lì. Ma ci vuole magari tu sei fatta, lascia stare tu con lì. La vita sapere che quando Marianina nasce, mamma naia via e che le braccia buttai per là, come se avesse voluto dice levami in mano a colla. Ma sai la verità qual è? Che la frate è troppo no signore. Sì, no signore. Il mercato è un salato, ma se mi si riesce che avevo un bel appalto per i tuoi. Ma chi non capisci io, non capisci? Chi le dice per questo a chi di morire, capisci? Ma fornisci tutti affrato, ma no! Ma chi lo ci può fare? La maggior parte dei turisti sono cinesi. Questo non capisce allora, e loro non capisce mai. Ma non vado a poco. Fini, e porteranno una nuova di scala. Uè, noi giorni scala stiamo chiusi. Che sa, c'è per un show. E chi lo sai che face? E portai qua, tanto, queste case le nostre. Parlano tanto a scavamento di pompe, sì, però sì, chi le papà è troppo pesante. Posso che sa felice. Posso mettere fuori tutte cose. Vi siete scusati la diurna?
si vide a carterete, facette una scoppiata di chi troppo. E io fa paura, sono fette sotto il letto dicendo che era scoppiata la guerra. Sì, ma in tutti i modi, voi avete a tenere rispetto per fare tutto. I soldi la vita cercare, la vita cercare. Ma fatte tutto. E sì che le c'è può cercare mamma. Lasciacela cercare alla mamma, non ti mettere sempre a mezzo. Ci vuole rispetto. E non mi guarda così. Vieni a casa, te non me la pezzella, cavola, via. Anzi, avete visto? Io a papà c'è scesorda, ci rongo fastidio. A 8 anni più, fate una volta, a 8 anni più. Rosesso, fatto le mise in mezzo tu. Io non ho capito perché si voluta rimanere sempre conmigo. Sei stata sempre la mia rovina. Così dovete sapere che io tenevo l'arte nelle gambe. Che faceva a ballerina? Ma pigliato per la braccia. Così facevo il funambolo. Funambolo. Così camminava un po' in fila, mezzo in piazza. E si va sotto con i piatti. Tenevano costretti a banco, che lavoro di lusso. Belle ragazzi, ne facevano grandi tornei. Giù a gente la figlia, che la gente esclamava. Ma posso immaginare come questa mamma, ma volete scrivere? Che è successo? Prima di tutto voglio chiarire che i primi a esse, con me a socio, teneva una scimmia che girava con i piattini. Poi la muretta a scimmia, e a troppa marica come muretta sta scimmia. E tesoro, me la guardai che era morto. Certo giù, ha visto che non c'è sta più la scimmia, poi si gira lì con i piattini. E la guardai, più o meno ci assomigliava alla scimmia. E certo, viene tu. Dunque, ci trovavamo in una grande piazza importante. Piazza per vicino. No, la piazza di Cardina. E ci apprestavamo a fare il numero. E prima mi sagliamo a e te si dicette, giù mi raccomando a sora, mo che sai che non fa, non state accorti ci vanno queste moschille per affermare a basso. E poi pensava, ma è possibile mai che all'altezza di 8 metri ci vanno queste moschille? E ci vanno queste malumne, l'avvoltone, ma noi i moschili. E sai, come detto prima passo, uno moschillo sì, uno, se la mettetta annanzi. Così imbussato e io non potevo più curare e facevo ciò, ma partito, abbiamo schillini così, io tenevo ovunque, batteva, indisponibile, tanto che facevi, o si chilo dai in cielo, poi cacciai in mano, boom, e metteva la coppa fascia. E meno male che stai via sotto. Meno male che stai messa sotto, sciatta in a bancarello di figo buttare a sta mezza macchina. Ma morite, sapete come muretta a scimmia? Come muretta? Un giorno avevo fatto una tournée, c'era una arretrata, io l'avevo lavata e la stavo asciugando con forno e con la spazia. Quando il raso che stava, guarda, già, ma che bella scimmia che tiene! La mattina roba la scimmia secchita, quando parla questa è pericolosa. A me mi dice mai che troppo lì, Papà ha ragione. L'altro giorno, mentre facevo un caffè, Vanessa vicino a me dice, sta macchinetta si è fatta troppo vecchia, chissà quale giorno scoppia. 2 secondi e che le scoppiaia. Hai visto sì, quando che si sentenzi qualcosa, ci ammazza corto. Ma voi siete stati? A destra! Annacci! Tu stamattina che mi hai detto, appena ti sei sciutato, che mi hai detto? Nanni, ma io non mi ricordo. Non ti ricordi? Esprimati un po' con la cervella frasca che io mi ricordo bene, la missa, appena sei sciutata, che ha fatto? Sei chiusa la faccia. Io già giravo da quella è pulita la cristiana. Tutte le mattine si lava una continuazione, tutta quanta, come chissà che te ne sa. Siamo pulite le razze, lui. Che ne si lava la faccia e dice, Maronna, hai in testa tu, invece l'acqua è sciuffo. Maronna, mi non può dicere. Giù a giù! Marianni! E tu, io a giocare una pianta e sciuta la fiamma, dai! Sì, ma chi le stamattina è venuta di Cuccio Stagliare a fungere scaldapagna? E io a essa ci ho chiamato, ma secondo me chi ne senza la nudo stagione? Perché secondo me chissà quale zucconella si è messa attorno alla parte sbagliata e chi l'ha brugliata di un bell'acqua con chilo grosso. Ma stamattina non ci stava quando è venuta di Cuccio Stagliare, perciò non l'ha fatto in salamita.
Ma io perciò ho detto suculella. Io se ce l'avevo con Tic avrei usato il maggiorativo di maggioranza. Scusa Marianino, ma questo maggiorativo di maggioranza, che Suculella! Ah, e ce l'hai con te, stai? Ma mamma, mi salute da me. Ah, fa amore di. E mica ho detto che ce l'avevo con Maria Coretti. Ecco chi ce l'ha già, un padre. Oh, Ummi, e che cazzo? A parte il fatto che io non appartengo alla razza omosessuale, e poi la dice da e ti si trova i numeri, dice 9, 20, 23, Sì, non ci avevamo scucciato questi numeri, giocate tutta la pensione, non ha chiappato manco una basicca. a me non mi mettere proprio in mezzo. Tu lo sai, la mattina tengo che famiglia. Devo portare il pesce alla gatta della signora Scoppolecchia. E chi sei nato vizio e stupezioso? Tutte le mattine devi andare a dare da mangiare all'amicione della gatta alla signora Scoppolecchia. Io sto fatto non capisco. Ma cominciamo da buona. Tu sai che la signora mi ha chiesto il piacere di portarci le alici fresche tutte le mattine. E tutte le mattine già via e già tu pesce signora, ci capite? Quando sta zitta, non è capite che sta canzone per a te. Mamma, senti, a parte che mangiare di sistema, Carcano sta facendo troppo ghiacchi e nessuno mi guardi più. A proposito di mamma, oggi disse una canzone troppo bella e a coppia bangarelle mica lo stilista. Che mi ha fatto da secca. Noi cominciamo un'altra volta la fissazione alla chiarezza. Mamma, senti, io fra poco cazzo non mi posso mettere più. E sai che tragedia? Chi che non ha pochi? Poi si sforma dritta e non si può mettere manco più potica. Io diciamo qua, no? E i panni che c'è il concio quello padre. Non mi scordavo, stamattina mi ha fatto fare la figura in do tram. Stava a pisare in do tram. A bella e buona mi passa uno a fianco e fa po'. E se ne va. Guarda come mi fai camminare! Mo ho capito perché quando mi metto certi pantaloni mi fanno delle forme esagerate. Giovanni Fruscia, sulla rete fa forma, mannaggia Chi si va a passare? Pensiamo a te la da piatto da pesare. Mamma, ma mi prendi l'intanto, per me è piattita è una tragedia. Non è ma lo sapere, tu a dosi di piatta. Freo, ma perché mamma? Come chiamati questa? E popò, sei dedito. Pazzo! Ah, sei proprio zingaro. E invece no, si chiama cellulite. Ah, come si chiama? Cellulite. Ah, cellulita. E che ti sta cimo che ha cagnato uno, ma tutte le cose. Senti che vai tu Anna, curati ma grande, e non da rete, non ti mangiare più patatine, schifezze varie. Grazie. Prego. Ma insomma, ma che te ne sta voglio? Ma che va tu a? Ma tu non lo conosci da cellulite? E no! Niente, è una parola troppo difficile per te, meglio che ti stai zitto. Ho l'altro due, sì, che serve? Arita così. Perché nella tendenza si fa chiatte, capito o no? Ma tu hanno la bellezza in dei padoni, E che c'è? Io non ti va così qui. o si è chiatte o è della si qui. Basta mamma non va a casa e oggi non mangio. E nemmeno rimane. Sparagnam, quando giusto oggi che non va a si mangia pure i pirenesi. Io già stavo mangiata ieri. Buongiorno a tutti, buonanotte. Siete che profumine? Sentono se a raccomando ma 4-5 pizze a casa per giovane. Un giovane, ma quale giovane? Ma giovane che ti va loco? Ma per hai visto? Donna Carmela, in salto ti posso dire. Anche dietro con te, ti sono troppo vicini. Uè, senza che fai spirito di patate. Andavo, chi porta il pizza a casa. Se chiamo giovane, un silenzio con Matte, ma fa perdere tempo. Donna Marianni, a cui cercavo. Poco fa è venuto o padrone casa. E ha detto così che dal mese prossimo ci aumenta. Come ha detto? Ha detto che ci aumenta. È vero, Nine? Come ha detto mamma? Sì, è vero. Ha detto che ci aumenta. Così a te
Andiamo a rubare. Che sto cose pazze! Di comunque c'ha Giulietta. Cavaliere! Senti mamma, parla tu a mamma, dicello tu, cavaliere, tu cavaliere, dicello tu. Mamma, c'hai cavaliere. Ma così mi scappa. E poi... Mire, ti capito tutto caso, non voglio andare a sbatti chiuso, da contare stufato. Nonna Carmela, sta guaglione si agita troppo, va troppo in pressa. Qui hai da far controllare un specialista. Ti ansioso, va sempre troppo presto. Quando a volte fai giritti che hai piano. Troppo presto. Comunque, Donna Mariani, la signora Scoppoletti ha detto che PS non è cosa. E ha detto pure che se ne va in casa e caga a lascia buio. Come la signora Scoppoletti se ne va in casa e la gatta a lasciare a buio. Ti riesce figli, già potevo mangiare, non ma mangiare pure la gatta la signora Scoppoletti. Nonna Carmela, quella non è una gatta, quello è un leone, te una capa tanta. Si mangia 1,5 kg di alice al giorno. Questo fatto non capisce. Secondo me la gatta è figlia tua. Ma che si scema, che faccio i vicini? Ma non lo so, ci date una cosa, una picchiata e combina. Troppo un attaccamento. Questo ogni mattina si sosa e porta pesce alla signora. Non mi porta, devo portare alla signora. Non sta zitto, dopo parliamo e mi spieghi tutto. Mariani, per noi, è chi si fa di numero io. Vedi, tu. Ma questa amica è buona, chi sta veramente ci assomiglia a gatta. Perché la gatta ci mangiano i fili a pizza che come e poi la pizza è gatta a Ma si lascia scemo tutte e due, ma come si riesce date stamattina? Stai zitto, sei microfono! Mio, una rozza tutte e due! Ma è mai possibile una così? Stai zitta che è meglio, mo fammi risolvere prima il fatto del padrone di casa e poi indagherò sto patrano. Ma prima sto padrone di casa, ho capito che palazzo non è nato toccare. Come Rita? Mo che parlate Rusella, o palazzo sicuramente a casa. Ma perché una paura, Gio? Questo non deve parlare. Mamma mia. Ma la vostra situazione un baracca che si carisce che appena dico qualche cosa che le succede. Ma non vi fissate! Ma previta ancora sti cose! Sono coincidenze, è basta. Mamma! È successo una disgrazia! Mamma mia, che è successo? Mamma Mariani! Mamma! Sta cadendo palazzo rosso! Zitto, queste pure sono coincidenze. Come facciamo? Addociniamo, mamma mia! Mamma, facci Nonna Carmela, voi mentre correte a preso ne sono cadutate 4-5 palazzi. Quando all'intrasalto ha visto un rumore e se n'è caduta presso lo palazzo. E se n'è caduto un cornicione! Ah, guarda, se uno l'ha preso al balcone la signora scappa via! Oh, ma non mi sento male! Io so che ti sente male, tu pensa a figlia Mo, torniamo a dormire questa notte. Fate conto che tutto va, perché sono sicuro che ci non vengono sicuri. Ma io penso che non mi tu lasci un caporale! Ragazzi, parla tu, succede un cataclisma! Tu mai, allora ci vediamo stanotte, come facciamo? Aspettate, sta prima pancia che sta col padrone, facendo spiegare che succede. Come era? Ma che sta? Sta cadendo un palazzo vuoto! Alla potenza! E non abbiamo un provvedimento. Come faccio? Facendo pensare, se facendo pensare, qualcosa mi trova una soluzione. Ecco qua, ho pensato, andiamo in convento, occupiamo il convento!
Grazie. Quando ti ho visto stamattina in mezzo a vita, non ho capito più niente. Finalmente, ho potuto sentire adoro tu in nata voce. Michele, io non ce la faccio più. Nessuno mi capisce. Anzi, mi guardano storto. Pure i santi in da chiesa mi guardano storto. E hanno ragione. Ma la ragione mia, chi ha conto? Ma che prima o poi sto tormento deve finire.
Parla una tua tu, frate, mica ti può obbligare. È una parola. Quelli ormai sono convinti di questa cosa. E da qui dentro non mi fanno più uscire, stai sicuro? Margherita, l'unica cosa te la fa cacciare. Ma che dici? I vostri cose non ne fa. Stanotte ne parlammo. Non parliamo, non potremmo più perdere tempo a parlare. Mica è vero, io non ho la vocazione, ma il convento sta attraversando un brutto periodo. E se vado via pure io, la chiusura è certa. Poi mi sono affezionata a queste sorelle. E sono un po' stravaganti, ma mi vogliono bene. Ma siete là! Andiamo a mettere así! Questo è il nuovo santo! È il nuovo santo! E dicono che dentro i conventi si sta tranquilli. A me mi stavano nell'esaurimente del voto. Questa è la casa del Signore! Quale Signore? Questo è un convento! Signore, il Signore! Dici D'Angela, tu signore, che stiamo senza casa, senza te. E a Goiana qui stanno a buttare i figli rossi. Voi siete fatte gatte, in casa si tratta da cristiane. Ma ritenete i figli, Gino? Ma capito passato, che è successo? Allora, stiamo facendo barconcelli lì. Quando all'intrasatta ha visto un rumore e se ne è caduto quando c'è il loro palazzo. Noi ci siamo messi una paura. Io ho subito corso a vedere e c'era tutto il fabbrosinio per terra. Ti lascio vi spiegare chiaro perché non me l'ascensore, troppo bello, sembra chiamata a Patrizia. E ci si manda tutto quanto. Io non capisco come nessuno di lui si è fatto niente. Hanno avuto la grazia. E noi perciò stiamo qua, ci vogliamo inginocchiare. A noi sta la madre Badessa, la quale lei ci deve fare la grazia di ospitarci qua nel convento. Come avete ricca? Qua dentro. Un maronna mio facendo, ciao, ci pensa. Bolli, ma secondo te che ci dobbiamo stare in zona via, Ti dai niente l'una a Ma facete una cosa. Questo palazzo è caduto o no? se ne è caduto solo un cornicione, o quale si è buttato in un balcone a pies. Pagate a mamma adesso. Solo questo ci manca. Wow, ma quale cornicione? Quelle erano delle prete. Ma quale balcone? Tutto piccolo. Tito, ma che ne sai? Chi le sei tu a così hanno detto? Io così c'è parcevoli. Io ci ho avuto lo sfianco. Io posso guardare non sta come tu. Una cosa da panna da. Ma tu vuoi che cango stamattina facciamo una bella figura e pupù, Guarda, ma state zitti, dillo un palazzo nostro, vero che è tragico. Questa è la cosa buona di acchiappiamo una casa. È inutile, né short né denim. Io sì, sta cosa non va bene. Fino a ciò che sta in da casa, che sta appena parlando, scombina tutto questo. Ah, ma voi siete fissati. Ah, Giorta Rosa è morta! Uè, ma non devi andare già morto! Tu, adesso mi sta facendo molto muoca tu la forza di realtà! Silenzio, silenzio! Entra la badessa! Ma cosa succede? Cosa? Non vedi che la badessa qua è quasi morta? E andiamo a prendere questi spaventi. Piano, piano. Ma fa badessa! Ma che ha fatto entrare tutta questa gente? Ah, badessa mia, io non ho potuto fare niente! Hanno voluto andare con forza! Badessa, non vi sbattete, si dividono poche corompietto. Bella Cristiana, io non sono la badessa. E come vista vestuta la monaca? Scusate, io mi avevo inviato la badessa cubiccio. La badessa sono io e fate silenzio. Ah, state zitti, tutto quanto, facciamo parlare alla papetta. Signora, io sono la badessa. Sì, ma dopo questa parlata che farete, sicuramente vi faranno papessa se ci aiutate. Questa cosa è impossibile. Dottore, statemi vicino. State tranquilla, chi si muove di qua? Questa è violazione di domicilio, chiamate carabinieri. Mia, state zitta.
Mamma mia, e quanto è bella sta molla! Ma pare Santa Rita! No! Ma pare Santa Maria Francesca! A Monica del quartiere! Quella che fa scincinta! E quanto è bella, ma lascio dare la televisione! Mamma ma la capenosa! Dunque, Vanessa, prendo io la parola. Noi siamo una mappata di Palum e vi chiediamo un ricovero. È il nostro ospedale. Vanessa, io tengo quattro figli. Non potete darmi a me salire. A Royam stanotte, a Royam! Ma io non ho capito cosa vi è successo. Ho capito io, si tratta di quel palazzo che stava per cadere a Forcella, ma poi dopo hanno appurato che il palazzo è stabile. Stabile? Ma siete sicuri? Voi a chi stiamo mangiando? Sta mancando che il palazzo è segato! È lesionato! I sacci sul palazzo è frasciato! Frascete, signorina, ma che vuol dire? Senti, io oggi visto che era frasciato, mi raccomando. Ma io non capisco. Sti saranno accattori! Quando trovano una cosa i soldi! Sono paziente! Ma paziente accattore, lei! Se permettete, poi parlo io! Sono un uomo della famiglia e parlo io! Parenti, si può parlare io? Non la fidarsi, noi! Giovanni, parla tu per la sorfata rispettare! Va bene, il tempo c'è, 30 secondi, ma Dunque, Vanessa, io sono Giovanni Fioravanti e sono nato nel 1900 e... Ma io mi devo presentare, sai già dici nome, cognome. Ma adesso, l'unica cosa azzeccata che tiene mio marito è il cognome. Fioravanti, con me è morto, dai miei fiorannati. In confidenza, dai tutte cose morte. Ma adesso che c'è un po' di questa, ne? Ecco, spiegare così. Signora, a noi sembra che vostro marito è un santo. No, vero, frate me è proprio un santo. Faccia stare in dischierillangelo. Non sei, ma che sono morto. No, sei un santo, perciò adesso si comporta come tale, come un santo. Non si muove, non si fricciche, come si gioca, così si scende, come un santo. Tanto non sapeva frate e solo. Ma dove sta zitto noi? No, facciamo parlare poco. Dunque, Vanessa, noi siamo qui a causa di un palazzo che se ne caretta. Dico, punto nuovi! Sì, a rinuncia tra le nostre insole è sempre vierne, perciò stiamo tutto quanto chi ne brunghi. Volete sapere il fatto del palazzo? Allora, visto che ho facciato il barcongello lì, quando all'intrasata ha già visto un rumore. Signorina, i rumori non si vedono. E io non l'ho già visto, era un piezzo di rumore. Piezzo? Ma cosa intende dire per piezzo? Ollivucci, come dite voi, un baroscolo di rumore? Ma come parlano? Mamma, questo è inglese. Tutti capiti! No, però non qua davanti alla badessa, sin da occidente lui che caccia salita davanti alla badessa. Signora, io non percepisco una parola di quello che dite. Se parlate un po' più piano. Devo parlare un po' più piano. Magari. E aspettate. Ho detto a Sindonio che voi non dovete fare la pipì quando ero a la badessa. Signora, ma è impazzita! Io riprendevo la signorina per dirle che i rumori non si vedono. Ma l'ho già visto, mica sto cicato. Che cica la mia figliola. Ma si può sapere cosa avete passato? Dottore, non vi mischiate, possono farvi del male. Vanessa, come dicevo prima, è quel palazzo che stava per cadere a Forcella, ma che hanno appurato che il palazzo è stabile. Il palazzo è stabile, allora? E gli ingegneri sono venuti o no? Io avevo visto gli ingegneri, veramente, e perciò ci siamo allarmati. Quelli in verità si è allarmata mia moglie Mariannina con il malaugurio di mia sorella Lucilla. Il palazzo non è affatto pericolante, è perfettamente abitabile. Ma gli ingegneri non sono né pazzi né delinquenti. Signora, si tratta di una responsabilità grave.
pesantissima. Si capisce che la responsabilità è pesante, è grave. E allora, signora? Palazzo e casa, sono ancora più pesanti. Oddio, ma sarebbero stati dei superficiali. Ma ci sta il carcere! Ma ci sta il Camposanto, le prete, fanno tutto quello. La signora, come esagerata lei? Sentite, io appena qua mi fate un po' di fatto, ho chiamato a tutti quanti al rapporto, Maddalena, Nanni e siamo venuti qua, hai capito o no? Sì, ma questo non ho capito. Come mai qua, proprio da me, ci sono tanti conventi a Napoli? Badessi, sono stupido ma sono fini. Qua siamo venuti, intanto perché siete 3-4 buoni, e quindi c'è spazio. Poi io volevo fare un po' di vita di convento. Volevo stare poco grazie e dici. Iamma, tu non hai una famiglia, io vengo a cucinare. Ah, io poi lo so. Vicino alla pizzaiola farò via. Vicino a busta di vecchio, tutto zuzzuso, che chiede l'elemosina. Ma che fine fa? Presidente, ma che ti fai? Tommy, ma vuoi dare che chiede l'elemosina? No, possiamo fare. Però, a vicino siete meglio. Ti do giorno alla pizzeria, capito o no? E io so che difendi un giovane! Ma ti sto facendo, capito? Allora, signori, io vi ringrazio per la visita, potete andare. Pregherò Santa Costantinella che non faccia cadere il palazzo. Maicca, non vi posso ospitare? Una visita? Ma perché ci avete visto con zucchero e caffè in mano? E sul palazzo caro stanotte? Come ricco! Stanotte caro palazzo! Ah, palestra mia, è inutile che pregate a Santa Costantinella, che c'era da sundezza, stanotte un palazzo certamente. Ma devi stare, è come il lampo, che subito dopo il pronuncio viene il tuo. A me mi facete fare la coppa su una fascia! Non fate i furbi, non fate i cialtroni e cercate di mantenere la calma in questo luogo sacro, anche perché la badessa è molto ammalata e quindi... non mi preoccupate, sono prima nubi! Ah, facciamo pigliare sta bella badessa, se mi facete stacca, racconto due fattari, la pettina, la vasi, ci metto smalto, o catetere. Oh, catetere! Le fede, badessa, ci credete ai santi voi? Oh madonna mia, ma quale parte del mondo vengono sta gente, mamma mia? Ma come si scema? Che le badessa? Ma non ne so, che tante volte stanno sta badessa testimoneggiando. Io l'ho sentito dentro a quel programma, Maurizio Stanza Show. Secondo me è araba. Don Limoncino, vi ho sentito, io non sono araba. Ma si sta d'accordo, ti parlo marocchino e facciamo il suo verato, mamma, ti ascolta di voi, ti devo fare anche la scarpa pronta. Allora, Badessa, si facevano due servizi, una budella, una lavagante, una sera, io sono a disposizione e poi sono anche estetista. Vedete, non avevo guaiato, state di nepile. Devo vedere che la comare è una grande sterista. Lui ha chiamato Carmela Pelopelo. Ma Romino che ci faceva una bella tumuletta. Io mi manda con panarina. No. Io tengo panariella, bestiame, questo è un culo panare, la mano è libera. Ma torniamo una famiglia, io vengo a cucinare. Ma chi è che cucina cattivo? No, non parliamo proprio. Qua dentro il cibo è un castigo, una penitenza. Ma a proposito di vita, come vi chiamate? Carmela, a servirvi. Allora mi facete un po' piacere, mi darate due fila, mi facete il sopracciglia. E come no, che la comare ti fa andare troppo bene, anzi no, ti fa diventare una miss come me. No, ti faccio diventare una pupata. Ti metto smalto. E ci metto 30 anni. Andiamo Badessa, non mi connessa. Andiamo, ci acconciamo un po'. Cattinda parimma tanta scigna. Gigi, basta, ma che stiamo al mercato? No, in commento Badessa. Scusate se ho incasato un po' la mano, ma io...
Basta, stai al tuo posto! O te, lasciami punta rocca! A voi, va che chiama i carabinieri! Va faccio arrestare tutto qua! A te, ti faccio vedere come morto! Va che chiama i carabinieri! Va che chiama i carabinieri! I carabinieri! Oh, ma sono sfugati! Ma come mi hai intervenuto in testa di venire qua? Ma voi chi siete, voglio capire? Voi chi siete? Io sono Alessio Meloni, l'economo di questo convento. Sono figlio della signora Pazienza, ma anche purtroppo del signor Dovere. E quindi ho il cuore largo, ma anche il pugno di ferro. Allora sapete chi sono? Marianina Saccamafano, figlia del signor Panzanocci, madre della signor Cortina Madonna. Andiamo a chiamare la via! Ma ne siamo brava gente, non facciamo male a nessuno! E comunque la badessa è molto ammalata, quindi ci vuole rispetto, rispetto! Badessa, badessa, badessa! Badessa, ma chi lo pigliava a festa? Dice, forza, gli ha da venna, sino che ne sacrifico con la me. Ma che cosa? Chi se ne va? C'è via, non ci possiamo sistemare, ci possiamo sistemare. E l'hai detto perché la me la dare in forza, Lei ha detto che ce n'ha mai, ma io no. Può chiamare i carabinieri, i pompieri, la polizia, i vigili del fuoco, ma io la calmo. tutto questo lato del convento libero. Giovanni, dimmi là, mi pare bene, sta bruciando. Sì, sto servindo, bene, bene. La luce è matta. Apriamo perché sto pure io E io come me, adesso sono tu, prima metto a paura. Siamo, vieni con mica, ti faccio visitare un monastero. Ma che capo lì? Io non ti metto a paura. Tu potessi essere un padrone mio. E te che damo? Ramava. Senta, voi ti trovi la sistemazione. Quella che hai pensato già di dire che non va bene. No, state zitto. A me non me ne matura, mi piace assai. Ma senta, tieni la pensione. Invalidità. Per l'accompagnamento? Non è. E non ti preoccupare, lo faccio via io. Ma che ti vuoi i numeri, i giochi, ne faccio fa? Andiamo, vieni con me che state zitta, andiamo, muovo, vieni. Mi dispiace che andate via, facevamo giornate diversamente. Comunque io sono solo Ortenzia. Sì, sono Ortenzia, che brava nelle marmellate, nelle conserve e nei ricami, mentre quest'altra è sua restituta. No, non è possibile. Ma vuol dire? Sì, certo, è restituta. Quindi fa la vita qua dentro. Certo, una vita da monastero. Come tutte quante noi. Una vita di sacrificio. Prima uscivo per strada a chiedere l'obolo, adesso mi dedico alla culinaria. Non c'è successo, io faccio il crociato. Questo prima uscivo per strada a prendere l'obolo e poi fa culinaria. Esattamente. Ma dici una cosa, ma che l'hai visto l'obolo? Aspetta, quanta cosa vuoi sapere, tu sei signorina, l'obolo ancora le ha pigliato, almeno va bene, scusate, ma non era meglio che si chiamava solo Ortica, aveva più scelta, più... E che è solo Ortica? E che sto, come che si chiama? Ortenzia. Scusa, lei vede con lei era finito così a Allora, io sono solo Ortenzia. Ortenzia. Lei è sua restituta e lei è sorella Margherita. Ma prostituta è proprio un uomo! Cioè, e voi cosa avete capito? No, niente, quella è mia cogliata, la quale non è sposata e pensa è malata. Restituta, andiamo dalla badessa.
Con permesso. Andiamo alla badessa, con permesso. Andiamo alla badessa, con permesso. Scusatemi signori per quello che è successo, ma io credo che molte volte le persone di fede sono quelle che commettono più sbagli di tutti. E per questo io mi allontano ancora di più da questo mondo. Mi dispiace, ma è pur vero che il convento sta attraversando un brutto periodo e rischia la chiusura, anzi non rischia, la chiusura è quasi certa. Vocazioni non ce ne sono molte, e quelle che ci sono, come la mia, sono dei veri e propri compromessi. Lasciamo perdere. Io ho capito che voi siete brava gente, io farò il possibile, parlerò con la badessa. Scusatemi ancora, a nome di quest'abito che indosso. Madonna mia, sta figliola ha parlato con Mana Santarello. Padrino, e in dice sta voglio, più o meno può tenere l'età tua, e in dice come mi ha parlato bene. Ma perché come parla? Come parla tu? Come una gatta in calore. Mau! Tu e mamma ti parlate la stessa lingua. Ma io non rispondo proprio. E a me parte a ridere sistematici da poco. Che parla seria. No. Questo tipo di capire, sa che c'è un cane e piatti. Invece la gente dice la verità, il cagino mi trova poco. Ma sento proprio oggi qui, Sorella, allora cosa avete pensato di fare? D'estate? Che la cannata mi tiene capato assai, prima di mercato. Più tardi insegnate a fare le pizze. Più tardi. Vedendo pure un po' di fame, ma lo sta via. E diamo la taglia, andiamo qui. Madonna mia, già mi sono scucciato sta in questo momento. Il primo già non provo sciotto, ma addirittura. Eppure oggi non sono riuscito a tornare a casa prima che venisse la sera. Ah, ve ne andate? Mica posso dormire qui. E che ne sa c'è fatto posto? Signorina, lei mi deve credere, ho seri problemi a capire ciò che dice. Anco io. Ah, però questa volta mi avete capito. Scusate, mi è scappato. Eppure è una bella ragazza come lei, con questi capelli di velluto, questi occhi come olive nere. È un peccato, un vero peccato. Mamma mi stusce, e come ha parlato bene. Chi ne mai nessuno mamma mi ha parlato così. Oh cielo, mi sono innamorata! Di chi ti sei innamorata? No, niente, mi cantavo. Anch'io. Vieni con me, così ti racconto tutto il dramma della mia vita. Ovvero tutto dramma. Ma poi andiamo di qui. Signora! Ragioni, ditemi tutto, che stavo. Le volevo dire che una mano lava l'altra. E tutte e due lavano, c'è una mano. Le volevo. Io sto in campagna. Bravo, facevi un campagnolo. E che sa, peppata, signore, in campagna elettorale, se lei mi dà una mano a trovare dei voti, fino a farci piazza la vita. Oggi capite, e vi conviene, perché io sono una persona molto influente nel quartiere che per giunta di voto lo conta all'incirca meno quasi 100.000 anime del Priatorio. E siamo tutti parenti, amici, nemici, cumare, la le conoscevo. Brava signora, io qui dei volantini. Però distribuitene a tutta questa brava gente che voi riuscite. Mamma mia. E come state bella, ma marito San Ringrazio. E questo è un bellissimo complimento che mi fate, signore. Volete dire che tengo una faccia da santo? No, da festa. La stessa cosa, non ci pensate. Va bene, allora me la tu. Dimmi un po', che ha? Lo potremmo fare. Yasillo, vecchia. Quindi me lo Marianni! Senti, vieni qua, vai a scansare un po' queste foglie, sei manni pulite, diglielo pure a mamma. Non preoccupare, ci pensi? La donna Marianni, successi. E quanto è brutto che Signore, però mi raccomando, non fate una parola con la badessa, anche perché a giorni deve venire questa sua rispetticcia, che sta di fatte. Ci chiudono un convento. Questo mi dispiace, sto fatto, ma dico io, non si capisce niente. Ma che rendevo bene se sta quieta, ma dopo lì mi arriva. Signore, se voi mi aiutate,
facciamo una bella casa. Ragione, guardate ma bene. Io, allora, guardate a me. Io vi aiuto perché non mi costa niente, ma io sono sicuro che io vi voto. Ma voi, ma buttate la faccia a me come fanno la maggior parte di questi miei signori politici. Ma dammi, non lo so. Sto venendo, giù, sto venendo. Permesso? Permesso? Vieni a me, trasco. Ah, faceva bene come si dà accunciato. Ma proprio bello, bravo, che si dà accunciato tanto bello. Tenimmo pure barcungella per stendere panna. Ah, noi sotto c'è la scata. Allà, abbiamo fatto pure a cammarelli. Volevo dicere che sto montando bibicazzi, a Rocco faccio qualcosa cavata. Con noi? No, che la verità. Mamma già te ne aveva preparato un ruolo di banana. Sarà la prossima volta, grazie per l'invito. Niente, figuratevi. È arrivato un telegramma. Oggi vieni conmigo che ci portiamo alla palestra. Balli, perché lei a tua non mi piace. Io ho una sistemazione. Peggio per te. Io lo dicevo per carità cristiana, Ieri in una stanza mia tengo bar. Invece qui ci sono i servizi comuni. E vengo qua a pagare mi stai tranquillo. Ma pure lui ci si è accunciato tanto bello. A Rocco venite a trovare. Oh madonna mia, che le fanno pure le chiese, da? Uè, tu mi hai morto un po' non ce lo vuoi. Ma come fai a striare? Comunque, a Rocco venite a trovare un funno corridoio a destra, vicino alla cappella. Un bello caffè insieme ci pigliamo. A me, mo venga più a un caffè, guarda, no. Vediamo. Ah, palestra pure cerca, poi. Ti stai ricreando il cagnezze, Non può, in tutti i modi è arrivato questo telegramma. Mamma mia, Margherita, leggilo tu, fai presto. Tu preparati a chiamare il dottore. Domani mattina arriva in convento Suor Caterina Kaiser. Tu. Madonna mia, siamo rovinati. Chiamate il medico, fai presto. Ma questi carabinieri, ma che fine hanno fatto? Quando vengono? Margherita, andiamo a sollecitarli, andiamo! Mamma mia, questo come sta? Mamma mia, ci mancava solo sta Kaiser che andava via, mamma mia. Oggi vieni conmigo. Mamma che fa striare. Oggi vieni conmigo che ti faccio d'accompagnamento, vieni. Sì, se non Marianina tu, fa una cosa, che ne vai a riposare un po', che ti vedi troppo stanco, troppo nervoso, fa una cosa, io a parte lì, già ti ho preparato il letto, ti vai a stendere, ti vai a mettere tisico, va, anche che se ne va a cosa, le brano. Sì, ma roba, ma come prima cosa volesse mangiare qualcosa perché tengo una fama brutta, ma così brutta, che è più brutta rimmazzata. C'è stessa qualcosa per mangiare. Qualcosa, ma c'è patana zuppa, ma saranno talmente una schifezza. Va bene, porta qua. Figli, patana zuppa. Caspita. Pochi provato, per pochi parmigiani. Caspita, schifezza. Bella. Saporita. Affascinante patana zuppa. Aspetta, non fa sforzo, mo te gonghi, faccio come vuoi tantissimo. Mo te ne do io. Vieni qua, da già passare la mano, era mamma. No, ma che sono queste cose scime? No, da già passare la mano, vieni qua. Dai. No, perché tu non lo sai, ma quando fai così io, ma fai sentire come una creatura che tenesse ancora la mano. E la roba una battaglia che sto io. Ma sento sicuro. Ma sento Luciano. Ma sento. Scampa! Sei giornalista, mamma? Ma sta come parla con voi, mamma? Ma che state dicendo? Che sto? Oh, ma non sparate, ma non ci sono mai più niente, e parlare allo Stato, vai a dire! Ma non pulite, che sta? Questa signora, un servizio giornalistico. Non ci vuole ci fanno servizio? Allora, prego, signora, lei stava dando da mangiare alla sua bambina? No. Prego, facciamo una fotografia bellissima. Ma io non ho capito perché si è voluto entrare nel convento.
Il discorso è lungo, poi ti spiego. Mamma, mettiamo un po' di... Ah no, la devo qua. Date a te la trucco io! No, la lasci così com'è, è una mamma, una semplice mamma. Ma mi dica, dov'è la bambina a cui stava dando da mangiare? Qua bambini, signorini, quella stava dando da mangiare a me medesimo. Ah, a lei, bellissima questa. Una moglie che dà da mangiare al suo marito paralitico. Ma quale paralitico? Questo qua è movibile. Ha pigliato per la marionetta, signora, non va vicino a Pinocchio. Ma come? Vuol dire che non è paralitico, ma allora perché lo imbocca? Ce lo dica signora, noi difendiamo la sua posizione e lo faremo sapere a tutti. E perché lo imbocca? Perché non stava imboccando? Perché? C'è già ce l'ha qui. Io l'imbocco perché quest'uomo vuole fare lo sciopero della fame. È uscito pazzo pugliere, ma... sì, lo vedete quest'uomo? Ha deciso che non mangia più finché non abbiamo la casa stessa. Oh madonna mia! Ecco qua, le pizze fritte di riso con marò. Già, mangia che io questo cavolo grande. Leva sta pizza qua. Ecco qua, vedete, sono 3 giorni che non mangio questo qua e io perciò cercavo di abboccargli qualche cosa. Vedete che non vuole mangiare, vedete che non vuole mangiare. Come se fossi inchiodato. E poi come faccio se mi muore il marito con 10 più di figli che tengo? Come faccio? Che ne sai? Vogliamo fare una cosa? Vogliamo fare l'aeroplano? Basta che magna facciamo l'aeroplano. Facciamo l'aeroplano, Giovanni. Non mangio. E vogliamo fare il trenino? E facciamo il trenino. Non mangio anche col trenino. E come dobbiamo fare? Come dobbiamo fare? Mangiate una pizza. Sono prostituta questa pizza. Cosa mangiare? Oh, Nicola! E lo fai? Giovanni, mangia un boccone. Fallo per me. Fallo per i figli tuoi. Non mangio. Vedete che è fermo come una colonna. No, sentite, lo dovete sorvegliare. Notte e giorno, lo dovete sorvegliare, fate turni, mi raccomando. Signorina, scrivete qua tutti i giornali. Tutti hanno a sapere come questo padre di figli si consuma, muore ma non mangia. Le faccio un articolo bellissimo, eroico fino alla cecità. Piccola storia di un kamikaze napoletano. Forza, Ma come già offende la signora? No, aspettate, no, signori. Mio marito è il cervello e del buono. Non è una capita che ma non lo fa solo per la casa e per il letto. Sono prostituta, accorta al suo barberino, sta pigliando l'uomo, la reta questo è chiaro, ma mi dica signora, di chi è stata l'idea di occupare questo convento? Ah, l'idea è stata sua. Ah, mia. Sì, perché voi lo vedete così questo qua, ma quello è un uomo tutto d'un pezzo. Questo qua non si può mettere né le pensate in capo e né le parole in bocca. Ma che patano! E guardia! Mamma mia, che sto? Papà, ci state cacciando! Gesù! Ma quando mai? Aspettate! Arrivati i carabinieri! Aspetta, che succede? Non come nessuno! Michele, non si muovere! State tranquilli, ci penso io, sarò il vostro salvatore. Che si sono quelli tanti che mi hanno piacere, la faccia in viso! Mamma, e tenete ringa! Vabbè! Signore, ne volete delle altre? Sì, grazie! Brava, signore, brava! Oh, grazie a voi! Mamma, vende in castagna all'est!
e in coppa a sto fuori. Ah, così sta scritto. Alessia. Ah, che belle figure ci fa la mamma quando mette castagni e cattinta. Ah, tu non hai cosa sta scritto? Alessio Melloni, che bella stagione! Ci mette con lui! Che bello, mamma! Ma noi non abbiamo proprio speranza, purtroppo. Entrate! Entrate! Appuntato! E seguite! Tutti a terra! Ma che facito? A terra! Su, fate l'altro! Liberiamo questo convento! Non fate chiacchiere, su, muovetevi! Andiamo a puntare! Se ci volete cacciare, ci dovete prendere in braccio a una volta! Vecchi, donne, uomini, bambini! E ci avete carriato sulla strada con le mani vostre come se fossero tutto cadavere! Andiamo! Eseguite! Carabinieri! Acchiappatemi prima a me! Prendetemi con la forza e Battetemi fuori, Badessa, maronna! Ma che sta succedendo qua? Non lo vedete, il camposanto delle fontanelle! Appuntate! Questo è un convento! Eseguite lo stesso! Portateli via materialmente uno per volta! Via, fuori! Ma cos'è questa confusione? Cosa state combinando? Acchiappatemi prima a me! Sta zitto tu! Sta cuccia! È una baiana! A me non mi vai più di mano, andatemi piano piano. Siete qua, vieni a casa, stai leggendo! Ah, non può lì! Stai! Aspetta, vieni qua! Ma che può mannaggia che sta via la mano? non vi muovete. Mi sono finito! Stai, aspettati! Ecco, il compromo che vi muovete, quest'uomo disperato si è dato a papà! Ma che cosa state facendo? Scenda subito giù! Aiutami papà! Aiutami tu! Giù, la sono stata d'accordo! Non guarda a voi! Sta niente, state senza piantare! Ave Maria, vieni di grazia! Ma lei che cos'è? Un pazzo, un buffone, un drogato! Non faccia così! Non faccia il cretino! Scenda di là! Oddio! Mi sento male! Ha chiamato a chiesa! Ma voi altri che fate? Alzatevi, intervenite! No, vedete la cellulite da mamma! Voi si dovete cacciarci! Stiamo qua! Madonna mia! Andava da lì! È caduto malato! Ma tu che capito? Mi fate a finire la coppa e basta. E meno male che sta a me casa a piano terra, se no chissà che mi combinava. E babbo Giovanni si è abituato! Poi ma che sta dai? Ah, già, ci chiedi calmando. A me pare che ti stai avendo proprio una malattia. E chiama, ramma, via da questa pagina. Cumpa, sta proprio un bello 27 e si vede a chiocco, non si infonde la manca. Ma dico io, queste monache tengono tante comodità e non le sfruttano. Ma di chi ma sta panna a te vanno a stendere? Ma perché i monache mica si lavano? Tieni mica si scoglie noi. Che è peccato, Ma che dici, lo sai, i hanno scaccette molte, che stanno a mecchiare e chiama e bracce. Secondo me, tu sei più monaco. lo sei la mamma, sta cosa c'è si clone. Ma siamo sicuri che si clone mandela? Non è State zitta! Silenzio! Luce, ma lo mio, questo se ne va un convento, non ce n'è. Voi sai che faccio? Parlo che la Vanessa, ma faccio una bella cellicola su, dai tu dai, a così quando dici la cosa ti caro tutto un po' a te. E quando mi dispiace, e va bene, e se ne saluto con lui,
cosa, ma chi la Luzzi che ha visto poco fa, ma nei frate tuoi. Sì, chi non ha, ma lo sai, guarda, è stata battiata. Ma perché l'hai visto tu? Mannaggia, ma tu lo sai, sei così pericolosa. Ah, ma Giovanni, tu che puoi? Io l'ho visto sulla mente, come belline di Sauciù. E va. E che voleva ricevere? Mamma, hai stato in mano Lucelle, che bella camisa che tieni! Pure a me 27, pure a me 27. Giù che bella capilla ricci che tiene. E come sono belle le capille tue. Guardate qua, qua. Ma faccio una cosa, Carmenina, non t'arrecca, si sente carne le capille, ci stanno le parrucche. Si diceva e mano, e da noi, e via, non è lo peggio, Ma mi giù, ma che stai zitto, tu sei peggio di sonda quando va. Ma io volevo concordare. Meno male, come stai da letto, sentite, state ma attento a me. Sai che pulite fa? Gli altri indaghi, pigliate un creatura e buttatelo con la casa in dall'acqua ma venite questa passa, presa a te. Senti, ma ci va presto, già che tra poco scure notte e ci va mai. Mi va a capire appuntamento che Monica per dimane a Ferma. Ma raccomando, mo che vai a dire Monica la vista dicere sorelle, dormite profondamente, oppure sorelle, fate un lungo sonno. Uè, tu a che lo incide o metti in coma. Ma raccomando, che le 4 sono, facciamole durare un po' che ci servono. È vero che non mi rispondo proprio, ma volete capire che so coincidenza e basta. Ma che so fatto veramente l'apertura. Ma non solo per il convento, posso solo che, ma io da qua non mi posso muovere, ho una missione da portare avanti. È vero, forse è un prezzo che devo pagare per un peccato commesso, ma ormai è fatta, senza che mi facete venire scrupoli. Che è bella essere santa come a voi, ma mettete coppa in alzata e sentenziate. Ma noi che stiamo cavando, siamo fatte carne e noi gesti come a voi. Essere fatte carne è davvero come è difficile, perché la carne urla e poi brucia, perciò fammi grazie, se no ti metti la coppa all'altare a parte. Per Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Vanessa, questa di qua. E a dopo deve stare? Io vi volevo dire che ho letto i documenti e purtroppo noi non abbiamo il numero politico per poter essere operativi e quindi io non so come fare. Caro ragioniere, io saccio che voi state facendo terreno avanti. Voi pensate più alla vostra posizione politica che al nostro convento. Vanessa, io mi sto facendo in 4 per portare avanti la vostra causa che è anche la mia. Voi siete un griglione, che pensate che non vi ho visto, che mentre succedeva quello che è successo, vi facevi annanzi a lei i vostri volantini politici. Scuola, va vita a mettere scuola. Vanessa, ma parliamoci chiaro, se il convento chiudeva comienza la mia, non so, quindi... Santa Costantinella mia, tu senti, è meglio che non parlo con voi, è meglio che non parlo. Vanessa! Presidente, al Canada, i capini sono troppo buoni. E si capisce, c'è sto che ti faccio d'accompagnamento. E non mi mette sempre a me. Io parlo dal punto di vista cabalistico, cioè dei numeri. Uno si mette a parlare E di questi numeri. sono numeri sicuri, vieni a casa, sì. 33 morti, 72 anni da vita e 90 poveri che parla. E chi non è il numero cavoli, non sa più come mangiare qua. Oh sì, e io quando faccio? Quando faccio? Tu fai schifo e basta. Ah, ti faccio schifo! Tu devi votare
però cancello già fino. Oh sì, vuoi fare una cosa? Vatta fai fa. A così a comincia a piare. Non po' che conferenza con il terreno, ma vedete che si passa. Sorelle, poi rimane a mattina per fare come si fa una bella passetta sul di cose, che bello, già mi sento fuori. Ah, maronna, vita per la vicenda, ma non a questo dopo, chi te lo pigliano freddo. Guardate qua, ti tenevo una bella carnaggio, con un po' che canne, un po' che mangiai questo due, e mi sono fatta gialla come un limone. Vorresti tutta. Finalmente non facciamo più le cose congelate, scarfate, sughi pronti, 20 salti in padella. Sorella Ortensia, non mi fa parlare, perché se io faccio la roba scarpata, tu, da catterica mamma ne ci insegni come hai fatto tu. Finalmente sta pensando, la cosa come la dici. Uè, non litigate. Voi siete sorelle, le sorelle mica litigano, yam. No, ma amore, loro non litigano. S'appiccicano, s'appinnaccapiano. Poi vedere qua, che succede quando stanno in partite di pallone? Che sta qua in napolitano e che sta qua in gioventino. E non vanno mai d'accordo. Ma avete vista c'è le sue restitute? No. T'hai innamorato da Pisa? E babbo è che ci si mal, puri da Santo Nellami, te mi volva nel rovino. Ma non riusciva a dormire tutti gli due sei da stanza. Poi ti dici che non ci stai né di male a tenere che la parola inglese, titoli, i propri titoli appesi da stanza. Niente di male come ricida buia. Ma no, mentre si fa una doccia, allora! Ho veramente tenuto a Maradona, il video d'oro appesi al muro in da stanza. Con tutto il blafo! Ah, ma io voglio aprire! Che c'è? Tu non ti fai nada dei fatti tuoi, E tu che fa? In da chiesa stanno andando al giurito con tutto cosa a fuoco. E io della maratona, sorella, la giurito sono piccerille, perciò erano tutte cose piccerille. No, questo no. No. E allora voglio aprire, ma E già punito per 2 mesi. E già capito Io tu posso tenere appeso per lanciare morti. Ogni notte prego ce ne salite a fare la foto. Ma no, che sto dicendo? Ah, non mi fa parlare. Non lo sei, non come lui facciamo vedere. Prima tu Maradona e quando Platini. ma che siete bravati! Arroia! Voglio morire! Tu volevi vedere sulla gloria! Amore mio! Ma come mai questo non se ne ancora? Ma come ha già fatto? Ogni sera vengo qui, basta che dica amore mio, e che riesce. Stasera mi sta facendo aspettare troppo. Mamma mia, ma che sta venendo mo? Non si capisce più niente. Signorina, le ripeto che mi trovo in servizio. Ah, quindi pure la notte faticate? Purtroppo sì, questa badessa mi chiama sempre, anche per ogni minimo problema. La verità è che le voglio anche bene, mi ha visto crescere. Ma è una parenta vostra? No, io parenti non ne ho. Come si dice a Napoli, sono figlio della Madonna. Questo convento una volta accoglieva i figli di nessuno, quelli indesiderati, quelli che oggi buttano nell'immondizia. E così la badessa con le altre consorelle mi hanno fatto da mamma. Che bella storia! Quindi a mamma vostra non mai conosciuta? No, nemmeno mi interessa. La vita mi ha dato tanto e sono felice così. Che belli parole! Dottor, voi mi facete anzi le carnaculle? Che cosa? I peponi! Dottor, i peponi! E si deve dire che ne sta vita? Babbo, lasciamo perdere. Ma se doveste volevo chiedere un favore. Siccome che mi sono resa conto che non andando a parlare italiano, e mi volevo chiedere se mi potesse fare qualche lezione italiana. Con vero piacere, signorina, così non vede più i rumori. Ma loro mi devono appiccicare con me. Ma come farei a litigare con una fanciulla come te? Ma perché io sono una fanciulla? Signorina, io se mi otturo le orecchie, lei è bellissima. Ma appena la odo parlare, mi casca il mondo addosso. Ma quindi è meglio che non parlo? Iniziamo subito. Ripeta con me. Allora è meglio che io non parli? Allora è meglio che non parli, no, Guglio? Noi! Voi!
E meglio che non parlate? No, dovete ripetere come me. Dovete ripetere come me. Dovete ripetere quello che dico io. Non come state in salamene, dovete ripetere quello che dico io. Amore mio! Madonna tu! Chi è? Amore mio! Maro, non devo mettere niente in capo. Già, guarda capo, bella un po', chi ne stella. Già! Tiene mente una stella carente. Meno male che non c'è stato solo Marcello, o se no ce la facevo cari dritto in blu. A roba tant'anni, ci troviamo rinda sta pace sotto un cielo che ne stella. Amore mio! E per liscio, l'amore, che dice a fa, amore mio? Ma dico io, non sai fare un po' il romantico? Ti trovi dopo tanti anni solo e solo con me? Io sto tutta calma, tutta predisposta. E tu che dici invece? Non so. Ah, verità? A me mi pare che sta a fascia un campo santo. E che ne sai? Io vedo che sta santa che ha questa faccia bianca bianca. Una puzzica nera che viene a rinda a chiesa. Un giardino di cicchini e giuda. E mi pare che sta a fascia un campo santo. Amore mio! Ma che dici a fa, amore mio? Uè, io invece sai che penso? Mi sta invece di dare la vita, di essere ricca, ma ricca a sogni. E tenere tutti i camarelli attorno a me. E tenere una bella vesta longa, non pensi tu, e scarpe cotonica. Tu non pensi a questa cosa? Cioè, sta cara, sta longa e con tutto. Scusate le scarpe cotonica. Marianne, fermati. Mo per mezzo che ieri si è sentito, si è la coppa al balcone, ti ha visto pensare che ti fa piacere, ma per stessa la femmina e mi mettesse a fare la vita, no? Questo no. Che non mi capisci, dico io. Io dico, no, non pensi essere ricca, no. Immagini sta andando a bella villa, ti sta chi nei soldi, e te ne tutte le cameriere attorno a attorno, e chi sta bene, li comanda tutto quanto e dice, uè, cameriera, scapezzacco, portami un bel bicchiere d'acqua gelato, che le bene, piglia, un po', e poi spizzi, no, spizzi faccio, cameriera, e siccome te quest'acqua gelata, portamene nata, va! Che è un po'. E invece pensa, che uno appena pensa come fate tu voi, che te ne so, piglia e caccia l'avarizia, la bramusina, e non è meglio a pensare che ci morimmo le fame e stiamo abbasciando un campo santo. Mamma mia, ma tu sei troppo pessimista, ma già sfatela te. Io lo so che noi non diventiamo mai ricchi, ma uno rindaga, o tengo sonno, no, Giovanni, senza sonno, non si va avanti. Però pure io tengo suono. Quale? E sta baciando un campo santo. Allora, cosa Federico? Vai ora, accinse, soltanto un tram, doppie strisce pedonali, a così, e i soldi dell'assicurazione, e figli, e se avere il mio sogno, e salite alla villa, bene, chi ne soldi che camarera torna tu. Proprio pure, no? Si avvera anche il tuo sogno. E quale uomo? Tu sei tu meglio nel tuo capo sogno. Adesso mai che sei sempre così pessimista, catastrofico, che pensi sempre a male. Ma è mai possibile che io e te non possiamo fare un po' di sentimenti? Non facciamo la mano, ci pesucciamo. Il mio ricordo mai di più. Uè, chi ne vede qua? Ma a terra. E per lo più a Roma va a terrone. Anche quando sanno il tendace della frace da sera. Arianni, noi siamo nati in da miseria e se ci volevamo arricchire, ci mettevano a commerciare sigarette, roba rubata, droghe. E invece no, noi abbiamo voluto fare gli onesti. Sì, come?
per carità, e lo dice pure. Ma chi mettesse a capo un coppo cuscino? No, ma ricorda che ci prendono a paura a masciata. Come no, Tonino una sera. No, ma chi si mettesse a vendere sta roba che fa morire i figli e mamma? No, Ma allora viene qua, Maria Figlia, noi facciamo parte, una minima parte del popolo napolitano che ancora ci crede che tutto può cambiare da un giorno all'altro. Ma buono, suono Maria Figlia, suono. I suoni ci fanno vivere, ci fanno andare. Nessun nome, cioè, solo questo c'è rimasto. Sulla sulca, ti posso domandare una cosa? Sì, i ricchini domandano tutte quelle che può. Ma dico, ti posso domandare? Tutte cose che può. Maga, e figli a te? Amici a piccare a me, Vuoi. Mi dai visto tu ne parlate? Tu ne parlate, chi è? Ma Mariani, non fa scena, perché tu sai che non voglio pensare una cosella, non voglio per una paura che mi pigliai, se ne carettano tutte le capille, ma se ne avesse caricare cada cosa. Non troppo cosa, non so quello che succede! Ma Mariani, da cinista, a occhi nei moppi, ma ti fosse imparato a fare il filo qua. Ma la tresca, io non lo so. Giù, mi hanno detto con me un rumore, con me un tonfo che me ne va sotto a te, che se ne è caruta. Se ne è caruta niente, Mariani, rifiuti organici. Che tu, sacco bianco umido e nei tecmoni, ti buttasse qualche non li voglio. Finalmente, sono così! Amore mio, sono stato! Finalmente! Mi sto pensando ancora a Maradona. Stanotte non ci ho potuto chiudere l'occhio. Però vai a riuscire la verità. I capelli mi trovo povero. Io mi sei ingaggiami. Ma sapete che ci fa? Sono chiuso in da chiesa e mi ha sciacquato la faccia con l'acqua sana. Poi se non mi sono acconciato un po'. E mi ha già fatto una prova. E che prova posso fare? Facetemi pensare un momento. Ecco qua. Ma pensi al fratello Giovanni? Aia! Oh mamma mia, che è successo? Anzi, corri, fa la pelle buona e caduto l'olietto. Oh mamma mia, non mi sono acconciato. Mi sono peggiorato. Ma basta con pezzi. E avete accattato il giornale? E mi canna zia. Vediamo dentro. Anzi, no, devo ripetere. Gambe dentro. Brava, ma che stai imparando l'inglese? È un francese, anzi. E come parla qualche parola pure a me? Maria delle grazie. Ora pronati. Maria del Rosario. Ora pronati. Maria Santissima. Ora pronati. Fra poche ore arriva la sorella ispettrice da Roma. Ora pronati. Prepariamoci a fare il valiggio. Dio badesse buona, non credo nei miracoli. E fai buono, ora pronoti. Che ci sta badesse capo di mondo, che sta chi ne vuole. E non hai capito perché vanno tutto quanto là. Perché là fanno un sacco di cose buone, le ceramiche, le marmellate E bomboniere. E tu chi brutta! Ora pronati! E a molti amici tenga a voi come a voi che non sanno fa niente! Ma che tu chi brutta! Ora pronati! Sull'annanza alla televisione e non parlando quando ci stanno le partite pallone! Ma adesso non ci mortificate più! Noi già siamo amareggiati perché ci dobbiamo dividere. Pure io sto amareggiata qui dentro, avevo trovato il mio equilibrio, magnavo e nessuno mi diceva niente. E mi mancherete tanto.
Pure sta mezza scena di suora Ortensi mi mancherà tanto. E pure tu resti tu. Mamma, basta! Oh mio, chissà dove mi manderanno. Io non posso stare lontana dal mio convento. Dottore mio! Che se poi una sensazione. Sorelle care, Badessa, non disperiamo. Io credo che qualcosa succederà. Prepariamoci forti per la venuta di questa consorella da Roma. Tu parli bene perché sei giovane, ma io non so se riesco a riceverla. Non so se riesco a parlare con questa Kaiser. Chiamato dottore. Oh dottore, mi faccia d'ambrezzo. Gigi, vieni subito qua. Va a chiamare il medico. Ruben. Ha già portato la spesa a donna Mariannina, no? Donna Mariannina! È permesso! Ma che non mi ha fatto un braccio da vita avanti e mi ha fatto il vigore loro. Ecco qua, stiamo leggendo il giornale. Mo, stiamo tutti quanti sotto il prete. Ah, è uno che non poteva sapere, non faceva così. Gesù. Ma voi ci pensate? Crolla un palazzo abbandonato pochi giorni prima da tutti gli inquilini. Ostaccio, è stata proprio una cosa che, come dire, ha fatto rizzare i capelli. Scusate, non avevo visto. Mamma dice poi, caso può questo giornale, caso me che era io. Vieni a vedere che sta succedendo. Aspetta, dalla del mondo di questo stesso. Quanta asciutta, buona stessa. Ma scappa. Uè, si fa ancora del video, ti faccio mangiare dalla patessa. E chi sono da buona? Io non posso uscire più per la strada, mi fermano tutti quanti. È vero, è una cosa mondiale. Marianni, ma che sei successa qualcuno? Ma non così, Pensa tu? In disa mamma, mo scevono in coppa il giornale perché nei reti sporchi in depola. No, c'era pazzi. Ecco dai, che è tipo. Ma guarda sta cavio. Babbo, sindomo, non ha cominciato il solito putucarella, tutte e due, quelle sono guaglione, tene una tete cacana. Gli tengo a te di cagare. Pure. E a me mi pare di mezza molto. Ma voi così avete detto? Gli tengo a te di cagare. sì, è vero, così avete detto, ho sentito pure io. È vero, a te di cagare la nostra bandita. È vero, hai sentito pure tu, Altezza? Mica si sono. Ma io? Sentite, non mi sembra il caso di chiedere scusa. Voi avete offeso. Alla nostra badessa, la quale non ho vanità proprio. Uè, sono prostituto, ma come casco dove chiamare, tutto. Io ce l'avevo con mia figlia Pasqualina e dire come stanno appezzate queste due, ma oggi capito perché mi siete sposati. E se è per questo allora, non ti va a scusare manca tu. Era molto meglio se non mi sposavo, stai ingrazietti. Anzi, se non torna a stare giù, mi facesse mondo. Anzi, ancora meglio, mi facesse badè, sai com'è che. Signora, io non sono chesta come dite voi. Lo so che non siete chesta, che siete la patessa. Vabbè, lasciamo perdere che è meglio. Sorelle, accompagnatemi in cappella. Ultimissima notizia, leggilo qua! Cavolo, stanno altri giornali, siamo usciti pure sulla cronaca vera. Lo stanno vedendo con tutte le cose a foto, lui! Lei, qua c'è stata una fotografia. Tutte cose a foto! Ma che dice? Sta foto da Palazzo Caruso. Fammi vedere. Vieni, guarda qua, va. È rimasta a letto sulla facciata e se vede la dritta ragliani, fa un bancuggetto. Nonna Carmela, e chi ce l'avesse detta a Trezza Raglia Vostri che un giorno l'altro diventava famosa e usciva sopra tutti i giornali, Però io mi metto qua, ci stavo un giorno che mi guardavo sempre, quando trovi più uno con macchina? Sì, bello così. Noi siamo famosi, siamo una battuta di giornale. Chi non legge bene qua. Fammi aprire. Giù, guarda qua, un magazzino ferrale. Uè, chi le è rimasta corale? no! Come l'hai detto tu, sicuramente cara. È vero! Vedete qua, salutate un negozio veramente da cara. Ciao. Fiamma, facite donare un leggete, vuoi leggere bene? No, a da legge diretto. Che le legge come chi le ride delle giornali. Veloce.
Mamma, tu sai che quando leggo va sempre... No, comma, nada a me, facete leggere a me, così la vostra figlia, ma troppi pressa e noi non capiamo niente. Che si fa a croce, va? E a noi sarà voglia di sentire un corpo. Ecco io. Paracà? Pare che... Pare che? C'è stato uno schizzo di inchiostro sopra che... Pare che... Ma guarda, no! Pare che... Mariana. Ma qua, Mariannina! Mariannina, io ho letto Maria, poi avevo scritto per Cirillo pensava che era una cosa nana, pare che Mariannina fui andando. E tu avanti! Mariannina più avanti, a Baia. Abbia! Non tengo io già, non leggo pure. Abbia, ma che significa sabbia? Abbia! Come per dire abbia pazienza con chi sta Abbia vista Zogne San Marco. Abbia visto in sogno San Pancrazio che le ordinava di abbandonare il palazzo con tutti gli inquilini. Ma come ci a scrivere i ciucciarini? Ma quando mai? Quella è stata proprio una cosa telepatica. È nata a quella moglie Mariannina, dopo il male auguri di mia sorella Rosella. Ma chissà se i pompieri mi potessero pigliare quell'attrezzato con un cappuccino. Mamma, io è capace da bene un fame, che sono una patispa che c'ha di uno. La pina questa roba. Io non parlo dell'anno, io parlo dell'affezione. E ti lo fate buono per il vecchio. Tu ricorda, roba al pungello nostra. E tu pigli una preta un palazzo. Pure dice buona. E che le sono una preda a mano, ci manca a questa, o addirittura non parla più. Ma quasi ci devi stare per Milano? Wow, parlano di noi fino in Milano, si mandano da... Vieni, tu sei lì, ci facci sentire. Oleggi? Cucù? Cucù? E c'è stato uno schizziglio. Un cappiccio, un altro milanese. Curiosa Chiaro Vicenza. Che cazzetta una vicenda, dove è stato il modo per Mariannina. Permettete? Ma lei dove me la classe, Curiosa Chiaravecenza di una donna del popolo, salve per miracolo, 15 famiglie! Ma voi ci pensate? Ma era morto tutto quanto? Recita. Crolla un vecchio stabile, nessun morto, grazie! Grazie al misterioso presentimento di una straordinaria assistita, la città dice grazie! La città dice grazie a Mariannina Fioravanti! La città dice grazie a Mariannina e a me che vi ho ospitato non mi menziona affatto. Cose pazze! Gegè! Corri subito a chiamare il mio medico! Corri! Badessa no, ma dico io. Quelli hanno inventato il telefono tanto bene, ma perché non chiamate? Ma tu lo sai che quello al telefono non mi risponde. Invece tu vai là, lo acchiappi e me lo porti qua. Badessa, si posso con me? E Maria dopo portassa! Ma come ci ha fatto Cristo? Badessa, portassa a fare la passeggiata a piano gelata. Ma non è come va l'armata presto, ma non tutto senza andare Maria. Cercavate me, eccomi qua. Dottore, abbiamo la pazienza, già state qua. E come
Come mai? Io ho anticipato. Bravo, bravo! Avete finito di fare questo mercato? Forza, liberate l'atrio! Tra poche ore arriva la sorella ispettrice da Roma e voi non vi dovete far notare! Ma non avete capito niente! Venite lì! Basta, basta! Non ci avete più! Basta! Vanessa, forza, calmatevi! Oh, dottore! Sì, andiamo! Vi preparo la colazione! Ma io faccio una grossa capovilla! Forza! Sorelle, accompagnatela in stanza, io sarò subito da voi. Ci dove alzare la batteria? Che vi devo dire? Siete capitati in un brutto momento. Donna Mariannina, voi che siete una donna energica, risoluta, e perché non trovate un modo per aiutarci? Se aiutate noi, di conseguenza date bene anche voi. Lo vedi, hai già pensato. Mariannina dai una cavatanda, trova sempre una soluzione. Facetemi pensare, che potremmo fare? Facetemi pensare, stai sempre a naso, quando hai già pensato. Facciamo un bel consiglio dei ministri, riuniamoci in camera di consigli tutti quanti e pensiamo, possono venire anche i consiglieri anziani? Sì, però Rosè, tu non hai diritto alla parola. E manca il pensiero. Nemmeno l'intenzione. Non venga proprio. Ma veniamo pure noi. Sì, tutti quanti, andiamo a fare questo bello consiglio, vedi? Non ti do apre le porte. Come Rita, non te procede fatte. Si giura una parola. State zitta, casa. Bravi, fate bene, fate per consiglio, anzi fate un conclave. Io vado dalla potenza. E lei non si ritira per il conclave? No. Io sto prendendo un po' di aria. Ah, brava, vedo che inizia a ragionare su quello che dice. Sì, mi sto spremendo a parlare buone. Guardi, dovrebbe imparare questa semplice poesia. Farò della mia anima uno scrigno per la tua anima, del mio cuore una dimora per la tua bellezza e del mio petto un sepolcro per le tue pene. Eccoci qua, dottor. Farò della mia nicchia della tua anima. E poi perché le mamme e perché le so, non mi ricordo. Forza, basta volerlo. Venga con me. Ma sei pazzo? Vieni così all'improvviso! Ma il commento è pieno di gente, non ci fa neanche più caso. Michele, io sono sicura che questa gente ci aiuta. Il mio obiettivo è che non devono chiudere il convento, poi sono tutta tua. Accomodatevi, Suor Kaiser! Puzzate a scuola, cosa stai facendo? Cosa succede? Chi parla come sto scandalo in convento? Posso aiutare? Fatti. Ma tu facci bene. Ma tu chi sei? Scusate sorella, ma è mio fratello, è da parecchio tempo che non lo vedevo. Tienimento che faccio i corno vecchi. Sì, è vero, sono fratello e sorella, mamma mia. Poi ma non ti troppo facci bene, tutto. Ma io sono il fratello. Io sono la sorella! Ma non potete ospitare familiare in quanto la legge non ti visita. Chiedo scusa sorella, ma vedete lui in barca marittimo e quindi deve partire. Sì, è vero. È venuto a salutare, però forza ora. Yagaven. Sorella, chi la verità è passata a salutare pure a me. Non è vero, fratello? Ya, fatto la nuova, fatto abbracciare un po'.
Vado a fumare in Corea, vieni. Bisogno, vado da solo. Andiamo, vieni. Ciao, ciao Margherita, sorella, scusatemi. Non preoccupare, io capisco. Andiamo, vieni con me che va a fumare in Corea. Sì, ma poi. Sor Caterina, adesso vado dalla badessa e l'annuncio il suo arrivo, abbiate pazienza. Bene, io adesso vado in chiesa, ti aspetto. Io vado con me stesso. Elena, mi accompagni io? Grazie, così mi spiego un po' di cose. Ma non c'è nulla da spiegare. Il nostro è un classico convento. Un classico convento? Se non stessi a Napoli. Questo è vero. Farò della mia anima non già mi svisci. Così semplice, basta volere. Ma ricordo tu. Farò della mia anima uno scrigno per la tua anima, del mio cuore, una dimora per la tua bellezza e del mio petto, un sepolcro per le tue pene. Fantastico, lei adesso è ancora più bella. Lei trova? A me sembra di aver inviato una radio. No, lei è perfetta, perfetta. Uè! E che succede qui? Tiene merito, cose false. Badessa, posso spiegarvi? E che mi vuoi spiegare? Io oggi ho visto tutte cose. Questo matrimonio non sa da fare. Badessa, io vi stimo e vi rispetto, ma voi non potete entrare nella mia vita privata. Ma che dici? Io non posso entrare. E se non entro io chi? Anni e anni di studi le butti con una come questa, che non so parlare la madre dentro i valori d'Italia. Patrizia! Farò della mia anima uno scrigno per la tua anima, del mio cuore, una dimora per la tua bellezza e del mio petto, un sepolcro per le tue pene. Marò, questa tiene il diavolo in corpo. Patrizia, stanno aspettando sull'articolo l'opera. Avete fatto un complotto contro di me. Vostra figlia circuisce il mio dottore. Ma adesso che state a cucchiarmi, io ho fatto un cosciotto per voi e mia figlia ha ucciso pure. Ma che state dicendo? Farò della mia anima uno scrigno per la tua anima, del mio cuore, una dimora per la tua bellezza e del mio petto, un sepolcro delle tue pene. Ma quale pena? Ma che stai a cucchiare? Mangiato la televisione! Donna Mariannina, ma non siete contenta? Adesso sua figlia è ancora più bella ed io me la voglio sposare. Madonna mia, mi sento male. Chiamate il dottore. Eccomi, non lo chiamo io il dottore. Dottore, ti vuole la badessa. Animale, ti prendi gioco di me. Sorelle, badessa, è arrivato suor Caterina Kaiser. Oh, proprio adesso. Madonna, mi sento male. Allora, chiama testa. E papà adesso! Gioia su campone, papà adesso! Forza badessa, non fate scherzi, ripigliatevi. Non ci niente, non c'è niente? Stavolta non l'avrò pensato, Ma state tranquilli, è un semplice svenimento. Parola, ma quello non fa, non mi ha fatto male gialla. Forza, signora badessa, ti pigliate! Ma toglietevi di torno, fatela respirare. Sì, fate largo, non toglietele il respiro! Scusate, ma voi siete Patrizia Fioravanti? Papi, ma perché non mi riconosci? Mi cresti, papi? Papi, sei tu, papi Juan! Papi, ma che dai mangiate? Voglio annunciarlo pubblicamente. Io sposerò Patrizia. Madonna, ma qui, avete bevuto la grazia! Sì, l'hai ascoltato, però ripigliata prima sta badessa! Lei la vedo come ci fosse! Viva! Come si fosse viva! No, ma io dicevo che non avessi... Sta buono, sta buono! Dottore, che dite, chiamiamo l'ambulanza? Ma state tranquilli, il polso è regolare. E intanto sta Monica ispettrice da Roma, ma come è potuto che le crede sicuramente che è una scusa! Ma cosa è successo? Vanessa! Non vi preoccupate, è solo uno svenimento. Ma cosa gli è successo? Quella già stamattina accusava un leggero mal di
desse una nausea. Ma fossi incinta? Vero sì, oggi non ho pagato di Mariannina, che si adesso veramente incinta, via da terra viva viva! Ah no, ma che dici? Perché con un uomo ci stanno solo i figli? Quindi siamo noi apposta. Quindi perché io non conto? Ma stai zitto, tu già stai in menopausa! Ma che tu chi? Ma detta morta rinnagabile non è sì. È verita monaca morta. E non è questa cosa. È verita... Ma la morta! Avevo lì un po' capita di Tommasco, E io perché stato tocca? Uè, Tito, voi dentro vi siete organizzati o no? Ma chiamo solo, ma Che chiami? Facci mamma, tu sei, vai, sì, ma sta preparato. Per favore, accompagnatemi nella mia stanza. Dottore? No, oh dottore, non lo voglio più. Vanessa, ma che vi ho fatto? Non ti voglio avere più! Don Alessio, come facciamo? È arrivata la sorella ispettrice da Roma. Certo, sai chi? Se l'ho detto che tra un poco l'andiamo a ricevere. Margherita, vai tu. Ormai ho capito, dobbiamo lasciare questo convento. Che ci sto più a faccare. Ma Badissa, io sono una novizia. Non è meglio che mandate suo restituto e suor Ortensia? Che le so due scema. Vai tu sai parlare. Gegè, accompagnami tu nelle mie stanze. No, forza. Don Alessio, accompagnate sorella Margherita. Sabadessa, vi accompagno io. No, tu puoi andare. Vai. Eppure non capisco cosa è successo. Il suo è sempre stato un bene morboso. Domenico, non ci pensare. Pian pianino le cose si metteranno a posto. E capace senza maturone e sovera. Patrizia. Domenico, i proverbi napoletani non si possono tradurre. Perdono il senso. Vabbè, è meglio che vada a vedere la badessa come sta. Vai, ti attendo. Patrizia, che cambiamento noto in te? Sì, lo sai, siamo fidanzati. Ah, sono contenta. Ma adesso non abbiamo tempo da perdere. Affrontiamo questa situazione e non facciamo chiudere il convento. Don Alessio, avviatevi in chiesa e trattenete la Kaiser. Certo, ma facendo presto. Ma noi amici. Siamo alla frutta. Questa fine era inevitabile. Mi dispiace solo che non siamo riusciti a far nulla. Signori, ma capite tu? Ma allora voi non avete capito ancora con chi avete a che fare? Signori, io mi chiamo Mariannina. Io quando nascetto con una camatana. Figurate che mamma e papà si spaventavano. Diceva mamma, ma che vi spaventate a fare? Questa qui ha la testa grande, perché come donna Marianna, a Capinapoli, la sapete? È la testa che si trova sotto Palazzo San Giacomo. Che dicono appartiene alla Sirena Partenope. Precisamente, quello anticamente, quando i femmini di Napoli avevano qualche problema, si rivolgevano a questa Capimanula. Essa ci faceva i grazie e i femmine ci facevano il festa. E quello perciò mia mamma pensava buono e mi chiama Marianna, come a Capinapoli. Così la gente del quartiere, sapendo questo fatto, quando vanno a risolvere un problema, vengono me, e c'è una soluzione pronta. E invece quando vogliono passare un guai, vanno da mia sorella Lucilla. Eppure essa tiene una soluzione pronta. E allora quale sarebbe questa soluzione? Signori, ci vogliono nuove monache qua. Ma questo lo sappiamo. Ma non ci sono nuove vocazioni. Ma noi facciamo uno strappo alla regola e muoverite. Forza, sorelle, uscite! Io sono Sor Consuelo, la suora che fa sul serio. Io sono Sor Beatrice, la suora stiratrice. Io sono Suor Saetta, la suora che va di fretta. Io sono Sor Diletta, quella che è perfetta. Io sono Sor Pupetta,
moglie mi danno sempre un genio. Uè, Giovanni, forza, facciamo a preparare pure noi. Se tu vuoi, gli fa la madre Batista, gli fa mettere a paura, capito? Ma che dici? Sono chi che mi mette paura? Sta zitto, tu ne hai parlato, tanto parlo io che faccio la madre segretaria della Batista, capito? E vieni con me. Ma non mi fanno vecchio luce mia. Ti avrò, ti avrò. Allora, mi raccomando, dovete essere convincenti e credibili e ci dobbiamo far trovare più attività. Ma in che senso? E che ognuno di voi deve fare qualcosa. E va bene, allora, chi mette il bigodino in capo a Rosella, e Ninè ci metto smalto. A me mi ruotano alla torteria. Dite, dobbiamo avere canzoni suoresche. Non avete capito? Noi dobbiamo simulare un convento, non un centro estetico. Allora, Tinto, prendete una sedia, prendete questo e ricamate. E un po' ricamato. E fate finta! Donna Carmela, voi fate finta di fare delle marmellate insieme ai vostri figli. Sì, vai in da cucina, pigli tutte le buccaccelle che trovo, lo poche frutta e porto il capo. Va bene, io subito faccio. Carmelì, vieni con me, vieni. Ma io non sono suora. Tu sei orfanello, gli ha fatto da e già sta zitto. Andate pure voi. Vieni, vieni. Quindi noi facciamo le marmellate. Io mi metto a cucire, che dici? Sì, va bene. Ma io che faccio? I biscotti. Lei è brava negli impasti, fare i biscotti. Mi piace, sì. Maranna mia! E chi sono tutte ste monache? Sono tu piccina, quello che fa scintilla. Io avevo sentito l'osimo. Tu sei più fedele! Ma che dici? Non ti allumare, noi siamo qua per salvare il convento. Gigi, dobbiamo far capire alla sua ispettrice che il convento è popolato di monache. Ma no, che bella pensata. Allora mi vado a vestire pure. Ma di suore ce ne sono abbastanza. Anita sfuga sul muro. Subito legno! Margherita, la Batista ti è arrivata là. Ma chi sono questi? Ma ci siamo nostri con me? Ma l'hanno aria familiare. Sorelle, ma siamo come buia. Siamo qua per salvare il convento, tutti per uno. E uno per tutti. Facciamo la battaglia delle capinine. Allora, mi raccomando, dovete essere credibili. Quindi andiamo di là e ci concentriamo su tutto quello che dobbiamo dire. Io sono un grande di Camarino, che pazienza ci vuole. Andiamo. Già, e l'hai fatta vestire, hai capito? Cerca a me salva sto quattro capetezze, così ci sappiamo pure. Vediamo, È mai possibile che già facciamo tutte quelle che dici tu? Quando ci siamo sposati, hai voluto raccomandare sempre tu. Mo basta, mi sono spastriata. Ma io non mi facessi sagliare la cosa. Oggi mi hai fatto vestire la suora. Mo che già faccio, che già faccio? Giovanni, ma perché ti vuoi ribellare proprio adesso? Se non ti stava bene sta situazione, ho deciso 30 anni fa. Ma sei scaduto, sei chiuso in prestazione. Fa la voce da fratello, da monaca. Sorella, io ti ho accassato. Sorella, badesse con il dottore. Aspetta, io già vorrei perché chi sta sempre appazzato a badesse con il dottore. Ma che vuoi dire? Non ne capisco, chi il dottore si può scusare a Patrizia no? Io devo capire perché chi sta qui stanno sempre tutto appazzato. Ma è mai possibile che tieni sempre solo cattivo pensiero? Stai sicuro, stai tranquillo, è vero, anche a sapere il fatto della cosa. Guardate, c'è le basta colonia. Dottore, la situazione è diventata troppo pesante. Pesantissima, Badessa, ma io ancora non ho capito perché avete fatto quella sceneggiata davanti a tutti. Perché io penso che tu, essendo un medico, devi trovarti una ragazza per bene, con una buona posizione, di buona famiglia. Buona famiglia, che appena che sanno che sono medico, mi fanno un sacco di cerimonie. Poi appena sanno che sono figlio della Madonna, il tutto cambia.
e dopo pochi giorni mi scaccia perché non ho pareti giusti. Ma la colpa non è tua. Già, è della famiglia che non ho mai avuto, ma per lo più della mamma che mi ha abbandonato. Forse neanche lei ne ha colpa. E con chi dovrebbe? Con nessuno. Hai ragione. È il destino. Prendi la tua strada. Io ho agito come mamma. E ogni mamma vuole il bene per il proprio figlio. Ma voi non siete mia mamma. Infatti, la mamma è una brava donna. Ebbe un figlio con il suo grande amore. Ma questo suo grande amore aveva già famiglia e la poverina non lo sapeva. E per scontare le sue pene la rinchiusero in un convento e la fecero fare sola. Ma lei ne fu contenta però, perché capitò nello stesso orfanotrofio dove rinchiusero suo figlio. Voi? Mamma? Sì, da madre a mamma! Sarà il nostro segreto, ti racconterò tutto. Adesso posso lasciare anche questo convento. Andiamo. San Giovanni Bailone! Marianni, vedi che Pasquale Bailone. Dopo Pasquale Giovanni non è proprio. I fratelli Bailone. E questa è una telenovela brasiliana, il loro segreto. Le parole, dico se ti fa certi modi, questo ma non importa niente più il convento, ma tu hai capito, qua dobbiamo agire noi per salvare questo convento. Sai che può fare? Faccio io la madre Batesta e tu fai la madre segretaria, che ci fa presto, andiamo a preparare. Mi metto paura. Ma non ne capite niente. E come non ci capite? Nostra figlia tiene una suocera Batista. Tengo cosa papà, che non c'è, Mi raccomando, evitate di parlare, specialmente voi, Zito. Mamma, ma si raccomandano sempre di me. Non me ne incaricate. Io come giuro anziano devo parlare. Deve essere rispettato e basta. Dai, Zindon, facci tu creatura. Anzi, facci una cosa. Fatto la sura sordomuta. I figli diventano sordomuti da chi? Non lo fa, da chi? Organizziamoci. Don Alessio, ho fatto preparare tutte le sorelle per salutare la consorella da Roma. E dove sono uscito tutto simbolico? Ma da dove uscire tutte queste consorelle? Infatti! Nei registri ci sono solo 2 nomi effettivi e una novizia. Sorella mia, io sono la più vecchia, anche fatta la guerra e ne è stata a sentire chiaro. Noi siamo quelli che vedete qua, i registi da applicare e quindi stanno solo i nomi di quelle nuove. Brava, ha ragione suor... Scilla, la suora che fa scintilla. Può essere una vecchietta molto simpatica. Può essere una monaca molto povera. Una buona. Ah, sorella Caterina, scusate, ma voi quando è che veniate? Perché va a preparare dei biscotti e va a preparare 2 buccaccine marmellate. No, grazie, non disturbare. Io in questa situazione non vedere chiaro. Ma perché tenete problemi, viste? No, vai avuti. Anche se... Io adesso vedevo un poco tutto. E se sapevo, tu ti attacchi. Andiamo dalla badessa. No, la badessa ha detto che viene lei qui, Ma se non si sentiva bene? Infatti, quella di più non scendi. Ma non sta una bellissima, avrete venuto. Ma siete sicure? Sono contenta, molto contenta. Stava lì. Eccola, è accompagnata dalla sua segretaria di fiducia. La vedo da lontano, eccola. Grazie, Che sta succedendo? Che succede qui? È venuta la pastora tedesca? La monaca tedesca, vuoi dire? E va bene, io pastore, monaca, è la stessa cosa.
Anco io. La base è la vostra paese. Io vedo che Badessa è un'ottima mamma. Anzi, io vedo che Badessa come una quercia. Ah, però veramente io non mi sento molto buona. Ma come dire, faccia liscia e quella... Lo diceva una scienzietta, lo diceva. Già sapeva io cosa sono venuta a fare? Già sapeva. La Badessa è stata già informata di tutto. Ma lei chi è, Sebe? Ah, lei è la mia madre segretaria, suor Giovannella. Sì, la suora più bella. La più bella, quella la mamma invece di scioglierle il pellicolo l'ha chiuso qui dentro. Ce lo so. Ma io non capivo che Badessa quello. Va bene, non fa nulla. Aspettiamoci. Cosa aspettavi, ciò? Mettete sulla sedia. Dunque, cara sorella Catarina, come mai vi siete messe in testa di chiudere il mio convento? Allora risulta che questo convento è quasi vuoto. A Roma dicono un cofano di ciucciarine. Accettatemi. Questa situazione puzzava. Ah, e quella è sto Giovannina che non trattiene, da poco ha liberato l'altro. Adesso ve lo giuro, adesso non ho fatto proprio niente. E va bene. Dunque, cara sorella, non vedete quante monache in questo convento? È un peccato chiuderlo. Ma io non capivo perché nei registri non ci sono i nomi di tutte le consorelle. E come vi dicevamo prima, I registi si appicciavano e la Badessa qua, che stando in sala nuda, si è anche dimenticato di scrivere i nomi di noi tutte. E vabbè, a Badessa no, è già la nuda assai, ma non avrete come già la nuda. Vedete come mi vogliono bene? Già mi hanno scavato la fossa. Ma io è terra tutto qua. Io sono più grande in questo convento. Mamma, e che cane cucca cielo? Brava, mamma, è troppo bene. Mamma, e vengo forte. Ah, quella è una bimba cieca che ha perso la mamma. Mamma, vai qui. Questa scuola doveva nascere con me. Sente buono, sai. Buongiorno, vi ho portato un bellissimo articolo abbiamo avuto una rilevanza nazionale, ma donna Mariannina, don Giovanni, e perché ci fate vestiti così? Chi è sempre questa? Cosa dire? Patrizia, tutto si è spiegato, possiamo sposarci. Ha già buttato la candela, non la stanno fare poi non. Patrizia, se continui così cambio idea. Farò della mia mamma. È giunta l'ora. Ma che sta succedendo qua? E voi, che fate vestite così? Eccomi! Io sono Jessica! La sacrestana! Ma mi sta carnevale! Ma che carnevale, Badessa! Tutti quanti qua si sono vestite da Monica e io mi sono finalmente vestita da sacrestana. Sacrestana Sescoci! E se capisce che aveva fame, un mio commettente! Ma non è che non posso fare niente! Badessa, poi vi spiego io tutto. Ma chi è sempre la Badessa? Sono io, Nara D'Aretta, che sta a mattuto. Ma io sta giornalista, ci lasci sicuro un po' peggio, no? Sorella, la vera Badessa sono io. E non ero a conoscenza di tutta questa sceneggiata che si tramava alle mie spalle. Ha visto male o meno. Com'è possibile? Io non credo perché voi non sapete. Adesso vi spiegherò tutto. A tutti devo dire cosa sono e cosa sono stata. Troppe finzioni e forse la mia è la più terribile di tutti. Quante cose da raccontare a Roma. Ma io non so se... Badessa, non vi conviene. Non vi conviene. Chi doveva sapere l'ha saputo e questo è l'importante. Tanta verità in la vita è meglio che non bene una gamba. E credetemi,
Non hai fatto festa a nessuno, nemmeno paterno, se non una cosa questa non la faceva succedere. State passando via a me. Ma adesso continuate a fare la mano. Vedete quanta gente ve lo chiama mamma? Siamo tutto quanto figlia a cuore. Ma io non capisco quello che vuole dire. Tu non devi capire proprio lì. Anzi, sai che devi fare? Devi andare a dicere a Roma che la vestono un po' che portano in chiesa. Nei conventi a tanta povera gente con mannuccia. È vero, apriamo le porte del convento sociale e creiamo ospitalità e lavoro. E perlomeno le mura di questo convento serviranno ad ospitare tanta gente. E ovvero, cagniamo un ritmo napolitano. Si chiude una porta. E sarà per un convento. Vanessa! Hanno visto una creatura porovica! Me la cresco io! Sono mamma! Ma quello è un braccio! Guarda, chi mi pare un leone! Era pure quella mia sacca! Stavolta che non è bello! Sono Michele! Non posso stare lontano da te. Firmato Scoppolicchia. Avevi ragione! Hai visto che la gatta è figlia a te? Allora vacanza! Che da noi mi devono un altro fine qua! Venite con me bello! Sciù, quando è brutto per trasferta! Margherita, basta, ho deciso, mi vado a fare presto. Ma ci spasserai di correre a piedi? Sì, no, stiamo risolvendo tutto, vieni qua, abbracciami. Come hai detto, voi del sud aprite sempre la porta, non vedete? E sarà una grande idea quella di aprire le porte al sociale. Ma adesso, io adesso vado a Roma e dirò che la vostra realtà è bellissima. E vabbè, che bella canzone. Senti, il cadino mi trovo troppo a poco, io non me ne voglio. Non voglio fare monaca. Badessa, bene vicino. Può essere che il cadino che convinco pure meno qua. Madonna mia, Marianni, avremmo avuto una grazia! Organizziamo un corso per pizzaioli. Pizzaiole? No, pizzaioli. Apriamo le porte al sociale. Questo è prostituto a vero. Vanessa, benedite anche me. Io me ne vado. E mi scusa Michela. Finalmente. Michele, un prete. Mi non capisco niente più. Vanessa, visto che vi trovate, benedicete pure a me e ai 4 figli miei. Io sono vedova. Vedova? Ho sentito bene. Le interessa una compagnia. Oh, ne possiamo parlare? No, mamma, non lo permettere. Io me ne fui a casa. Allora, donna Carmen, non vi preoccupate, perché mentre che si siete qui a casa, non già vi siete fatta vecchia. Sì, ci dobbiamo sistemare, state zitta! Don Alessio, andiamo, ne possiamo tanto parlare. A sabato non c'è nessuno. Mamma, ma rimbavano da no, ma visto cosa curiosa, stai ma a me non mi piace, è curto, è già, è soluto, e va pure mamma Siete chi parla sto tavolo alle ponte? Attenzione a me, queste cose troppo curiose. Badessa, benedite anche noi come vostri figlioli. Sì, Vanessa, una bella benedizione, curdone e chi devozione. Ma no, si è rotto. Traduco, una bella benedizione, con il cordone pieno di devozione. Domenico, ogni tanto devo parlare come dico io. Io se no schiatto il corpo. Padre, pure dice buono. Vanessa, una benedizione speciale pure a me e a Zintonio. Io ho deciso, mi metto a fare il badante di questo, guarda quanto è bello. Ma chi dà niente lì? Vanessa, mi date per il numero che è meglio. Vanessa, l'ho trovato bene recente, ve ne riuscite pure a noi. Sì, Renzo e Lucia, caroppa tanta malapatenza, hanno trovato un'univa sicura. Anzi, Zintonio, se permette, il numero stavolta voglio dare. Permetto. 19. E rasata. 4. Otriata. E 68.
specchio specchio delle brame, la più bella del reame, non si fa i capelli rame e non porta spassocana come te. Oh, Tutto a posto? Io devo ringraziarvi veramente perché siete stati tutti quanti, tutti questa sera ad onorarci, perché questi ragazzi se lo meritano. E adesso devo presentarveli uno a uno. Nicolina Maria Grazia Buonocore, Pasqualina Teresa Arcamone, Carminiello Francesco Ferrandino, secondo carabiniere Marco Lauro, primo carabiniere Franco Sasso, giornalista Diana Soledad Menditibao, cavaliere Alessio Melloni Enzo Barbato, suor Caterina Kaiser Vittoria Petrillo, suor restituta Daniela Scotto di Gregorio, suor Ortensia Alessandra Diorio, Michele Alessandro Riff, Margherita Sabrina Salvato, dottor Domenico Santarchia, Francesco Patalano, madre badessa Carmela Sansone, Biasiello Salvatore Savarese, Ninetta Miriam Ferrandino, donna Carmela Daniela Calise, Diondono Franco Palma, Gegé Filippo Pesce Costa, Rossella Maria Trani, Patrizia Annalisa Buonocore, Giovanni Ernesto Ferrandino, Mariannina Ersilia Patalano, suggeritore Giovanni Arcamone. Senza di lui non potevamo fare. Giovanni Arcamone, responsabile organizzazione e scenografia Peppe Matuozzo, il principe della scenografia Umberto, truccatrice Nunzia Imperato. Hanno cantato Alessandro Riff con Persone e Carolina Silvestri con Voglia Tornare. Beh, io penso di aver detto tutto, vi ringrazio, siete stato un amore. Naturalmente è lui che è il perno, l'anima della compagnia e che ci ha preparato, penso bene, Ernesto Di Liddo. Grazie. È un onore avere un palco così pieno di ragazzi, gente che ama il teatro.
Da qui ti vedo. Siamo una famiglia. Grazie. Alla prossima. Buonasera a tutti. La settimana prossima ci sarà un'altra compagnia, mi raccomando, non mancate. E all'uscita della sala, gentilmente, ci sono delle urne. Potete esprimere la vostra preferenza in base a come vi è piaciuta la commedia. Grazie. Ciao. Salve. Siamo su Italia 1. Salve. Signora, le è piaciuto? Tantissimo, io non sono di qua. Ma le è piaciuto? Sì, mi è piaciuto tantissimo. Un ringraziamento veramente per la preparazione degli artisti. Brava, grazie. Piaciuto? Complimenti, sì, molto, gli artisti molto bravi. Allora, dammi un parere, vai. Piaciuto? Bellissimo, divertentissimo. Ok. Signorina, le è piaciuta? Tantissimo. Pure a lei? Tantissimo, sì. Complimenti. Signorina, le è piaciuta? Tantissimo. Andò, si trova una dopo. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inibreranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io